Oggi l'unità non è un'opzione, è un dovere, ma oggi, dicevo, l'unità non è un'opzione, l'unità è un dovere, ma è un dovere guidato da ciò che sono certo ci unisce tutti, l'amore per l'Italia. Mi dite voi dove posso sedermi? Ecco il lungo applauso con il quale al Senato è stato accolto il discorso del Presidente del Consiglio Mario Draghi in apertura della giornata dedicata alla fiducia. L'unità non è un'opzione, è un dovere guidato dall'amore per l'Italia. Con queste parole, con questo forte richiamo all'unità nazionale, allo spirito di unità nazionale, il Presidente ha concluso il suo discorso appunto rivolto ai senatori. Questo discorso e di questo discorso parleremo quindi quest'oggi con i nostri ospiti. Abbiamo in collegamento Nicola Pellicani, deputato del Partito Democratico. Buongiorno Pellicani, grazie per essere con noi. E se può chiudere forse il ritorno dell'audio perché sento l'eco della mia voce. E Raffaele Baratto, dovremmo averlo in collegamento, deputato di Forza Italia. Ecco, lo vedo. Buongiorno Baratto. Buongiorno anche a voi. Buongiorno, buongiorno. Allora, si è concluso con questo forte appello, richiamando anche quelle che sono state le parole del Presidente della Repubblica, Mattarella, no? All'unità nazionale, a questo dovere di unità nazionale. Ma sicuramente, diciamo, il compito che avrà il Presidente del Consiglio non sarà sicuramente facile, vista la composizione così eterogenea di questa maggioranza, di questa nuova maggioranza. Secondo lei, Pellicani, la mediazione dovrà essere quella che potremmo definire la qualità principale del Premier in questa situazione? Beh, sì, la mediazione che è data dal profilo, dall'autorevolezza di Mario Draghi. Io credo che il discorso sia pienamente condivisibile che ha fatto, con un'impronta fortemente europeista, atlantista, un legame forte con l'euro, un ancoraggio a quella che è la storia del nostro paese, come ha detto in un passaggio verso la fine il Presidente. Io penso che noi, perché come Partito Democratico, che portiamo in dote il nostro patrimonio programmatico e di valori improntati alla solidarietà, alla coesione, all'europeismo, e in questo ci ritroviamo in pieno. E quindi io penso che adesso, come è stato giustamente detto dal Presidente, ci vogliono tempi molto rapidi per mettere a punto il più possibile dell'agenda che ha presentato in Parlamento, partendo dall'emergenza virus e quindi dalla vaccinazione che deve essere fatta a tutti gli italiani in tempi rapidi, io spero entro i tempi stabiliti, prima dell'estate. Io penso anche che poi tutte le cose dette come un programma improntato sull'ambientalismo, sullo sviluppo sostenibile, sul lavoro, prima di tutto ovviamente sui ristori. Già credo che la prossima settimana o al massimo tra un paio di settimane sarà definitivamente approvato il decreto ristori, il ristori 5, di cui ci sono 32 miliardi che serviranno non solo
per le montagne, visto quello che è successo negli ultimi giorni, ma per tutti coloro che ovviamente sono stati e sono colpiti da questa crisi economica e sanitaria. Ecco, penso che tutte le cose dette dal Presidente sono condivisibili, ora bisogna farle e metteremo alla prova anche le forze politiche nella capacità, quindi ci metteremo alla prova la capacità di far squadra, appunto, come è nel vostro titolo. L'unità appunto in questo momento non è un'opzione ma è un dovere nell'interesse del Paese. Ecco, Baratto, secondo lei ce la farà Draghi a governare, a mettere insieme questa maggioranza, diciamo così, eterogenea, e che su molti di quelli che sono i temi cruciali che dovranno essere affrontati dal nuovo governo, fino ad oggi, insomma, si è collocata su posizioni sicuramente molto lontane? Io credo che Draghi è stato molto chiaro, perché più chiaro di così non poteva assolutamente esserlo. Ha parlato di un'Italia che deve accelerare al massimo. Oggi sicuramente la politica è a una svolta chiara, per cui i partiti devono assolutamente seguire un Paese che deve solo crescere, soprattutto in un momento come questo, un momento che come è stato detto anche dal Presidente Draghi, dal dopoguerra non si ricorda una crisi come questa. Ha parlato di un'Europa, l'Europa che oggi è sicuramente importante, per cui un Paese che deve dimostrarsi all'altezza. E all'altezza soprattutto deve essere la politica, per cui non bisogna sicuramente fare giochi di parte, ma bisogna giocare per un Paese che deve crescere. Non dobbiamo davvero deludere chi viene dopo di noi, perché sicuramente ogni scelta fatta in questo momento guarda al futuro. Mai come ora noi dobbiamo giocare questa partita per i giovani, dobbiamo giocare questa partita per le nuove generazioni e dobbiamo essere in campo in maniera seria, concreta e soprattutto fare veloce. Fare veloce perché oggi serve sicuramente, perché è importante per tutti lavorare in un senso unico, perché questo Paese ha bisogno assolutamente di crescere. Il Presidente è stato molto chiaro, bisogna investire in tecnologia, investire nel digitale, investire nell'ambiente, investire nella scuola. Credo che più chiaro di così non poteva assolutamente essere. Ecco, allora, per quanto riguarda l'economia, no? Uno dei passaggi chiave che ha improntato tutta la prima parte del discorso del Presidente del Consiglio è quello di dover fronteggiare questa crisi economica che ha messo in ginocchio tantissime attività nel nostro Paese, che ha visto un aumento delle diseguaglianze all'interno della popolazione, attenuato dalle reti di protezione, insomma, possiamo dire, che sono state create dal governo, che comunque non hanno protetto in maniera disuguale, diciamo, i lavoratori, non tutti allo stesso modo, e questo sarà sicuramente uno dei problemi, uno dei primi problemi che dovranno essere affrontati, dei primi problemi politici che dovranno essere affrontati dal nuovo governo, perché a marzo, sappiamo, scade il blocco dei licenziamenti, quindi c'è questo problema che rischia di diventare dal punto di vista sociale veramente molto forte. C'è anche la scelta poi di dove investire le risorse, e in questo senso Draghi è stato chiaro, no? Ha detto alcune attività dovranno cambiare rispetto al passato e dovremo scegliere quali attività proteggere. In questo senso, diciamo, la vostra posizione qual è? Insomma, degli aiuti selettivi, un'operazione chirurgica di aiuti alle imprese e anche per quanto riguarda i licenziamenti. Pellicani. Beh, intanto per quanto riguarda i licenziamenti, il 31 marzo dovrebbe scadere il blocco dei licenziamenti, ma già c'è una proposta e mi pare anche
una condivisione per il momento così avvenuta in alcuni incontri, per cui il blocco potrebbe essere allungato. È chiaro che noi dobbiamo tutelare il lavoro attraverso forme come quelle di protezione adesso, e anche selezionare, ma selezionare non significa lasciare nessuno indietro, significa appunto fare un lavoro di potenziamento, di investimento su quelle imprese che hanno un futuro, e cercare di riconvertire, questo ha detto il Presidente, e di interpretare questa fase, che sappiamo non sarà indolore. Ha detto il Presidente, non è che finita la pandemia accendiamo la luce e tutto riparte come prima. Dobbiamo essere consapevoli che questa pandemia, quando finirà, ci auguriamo il più presto possibile, comporterà dei cambiamenti anche nel mercato del lavoro, nel mondo dell'economia, e su questo il governo, ma per noi si tratta appunto di proseguire un lavoro già iniziato con il precedente governo Conte. Si tratta di sostenere il lavoro e l'economia con tutti i ristori necessari in questa fase di gravissima emergenza, e contestualmente investire, quindi puntare su un'economia espansiva, come è stato ribadito anche nel discorso del Presidente, per ripensare il nostro futuro. Su questo anche sappiamo che possiamo contare sul Recovery Fund, che sono circa 209 miliardi, su cui puntare su ambiente, come è stato detto, transizione ecologica, quindi digitalizzazione, ma alla base di tutto le riforme. Certo, si riuscirà a far tutto in così poco tempo? Molto dipenderà dalla capacità del governo di presentare in fretta proposte condivise dalle forze politiche. Ha parlato di fisco progressivo, di una riforma del fisco, ha parlato della riforma della pubblica amministrazione, cioè tutte questioni che sono al centro dell'agenda politica da tantissimo tempo. Io mi auguro che adesso, con uno sforzo di tutti, nell'interesse del Paese, perché tutti noi dobbiamo fare il tifo per l'Italia, non solo a parole, ma nei fatti, ci sia la possibilità di avviare questo lavoro. Ecco, Baratto, secondo lei sul fronte economico è questa dunque la linea giusta da imboccare? Ha fatto un passaggio il Presidente molto davvero importante e significativo, e anche di fioretto, perché ha detto che non dobbiamo illuderci, niente può più essere come prima, ma questa è la verità. Dobbiamo assolutamente cambiare, dobbiamo veramente capire che bisogna fare un cambiamento anche sulle imprese, sulle aziende. Ha detto una cosa molto significativa: non bisogna sicuramente lasciare per strada nessuno, e questo credo che sia davvero molto molto importante. Dopodiché investire sul futuro, ma serve per un Paese che deve cambiare, serve per un Paese che deve guardare avanti, serve per un Paese che vuole davvero tenere le imprese nel proprio Paese e investire in un futuro, soprattutto per i giovani, anche perché è impensabile investire su qualcosa che non ha un futuro, su tecnologia, ambiente, come dicevo prima, sul digitale, anche perché i giovani devono avere un futuro nel nostro Paese, non dover essere obbligati ad andare su altri Paesi. Certo, i giovani, il passaggio sui giovani infatti è stato proprio uno dei passaggi, un passaggio molto forte del discorso del Presidente Draghi, che ha puntato molto anche sulla scuola, e questo potrebbe essere, diciamo, un tema sicuramente divisivo. Abbiamo già visto, insomma, che ancora prima, insomma, di questo discorso l'ipotesi di un prolungamento del calendario scolastico ha scatenato una serie di proteste. Mi pare che su questa linea il Presidente Draghi sia intenzionato ad andare avanti. Sentiamo quindi questo passaggio relativo alla scuola del discorso del Presidente Draghi. La scuola. Non solo dobbiamo tornare rapidamente a un orario scolastico normale, anche distribuendolo su diverse fasce orarie, ma dobbiamo fare il possibile con le modalità più adatte per recuperare le ore di didattica in presenza perse lo scorso anno.
soprattutto nelle regioni del Mezzogiorno, in cui la didattica a distanza ha incontrato maggiori difficoltà. Occorre rivedere il disegno del percorso scolastico annuale, allineare il calendario scolastico. Ecco, allora, abbiamo sentito le parole del Premier sulla scuola, le commentiamo tra pochissimo, perché ora diamo la linea alla regia per qualche istante di pubblicità. Tra poco. Eccoci, siamo nuovamente in diretta con il TG di Antenna 3. Prima della pubblicità abbiamo dunque sentito le parole del Presidente del Consiglio Draghi per quanto riguarda la scuola. Pellicani è la strada giusta da imboccare, sicuramente un tema che ha già iniziato a far discutere, suscitando non poche polemiche anche negli ambienti appunto scolastici, degli insegnanti, dei dirigenti, di alcune famiglie. Cambiare il calendario scolastico, recuperare le ore perse, modificare insomma l'attività scolastica dei nostri ragazzi e renderla più simile a quella degli altri paesi europei? Beh, cultura, ambiente, scuola, formazione, appunto le priorità del Presidente. Sulla necessità di cambiare il calendario, ma soprattutto di recuperare le ore perse, soprattutto come diceva il Presidente nel Sud Italia, dove la didattica a distanza ha funzionato a fasi alterne, è sicuramente uno dei temi che bisogna affrontare con il mondo della scuola per cercare di recuperare tutto il tempo perduto. Ma soprattutto mi pare che il discorso di Draghi sia stato molto importante per l'investimento che intende fare questo governo sulla scuola e sulla formazione sui giovani. Ha parlato degli istituti tecnici, ha parlato della necessità di incentivare gli insegnanti. Io credo che insomma un investimento sulla scuola sia un investimento sul nostro futuro. Lo diciamo da troppo tempo e va fatto in un doppio binario, da una parte migliorando le infrastrutture, le strutture scolastiche, dall'altro gli edifici, riportandoli a norma, rinnovandoli, dall'altro con un investimento forte nella formazione, sui giovani e sugli insegnanti. Mi sembra che su questo ci siamo pienamente, perché mi pare che anche l'impegno, no, che sente di avere il Presidente, che citava come la generazione precedente alla sua ha lasciato un'Italia migliore, noi dobbiamo fare altrettanto con i nostri giovani. Noi non dobbiamo lasciare dei debiti ai nostri giovani, ma dobbiamo lasciare un paese migliore. Questo è l'impegno che in questa fase straordinaria, in cui tutte le forze politiche hanno fatto uno sforzo, io direi un passo in avanti, non un passo indietro, nell'interesse dei cittadini, ma in particolare delle fasce più deboli, in particolare dei giovani. Il Presidente ha citato, è stato molto importante, la necessità di andare nel concreto a realizzare quella parità di genere, ma creando le condizioni perché anche le donne siano messe nelle stesse condizioni per competere nel mondo del lavoro. Ecco, sta anticipando Pellicani la domanda che volevo farle dopo, quella sulle donne e la parità di genere. Vorrei sentire Baratto prima su questa questione della scuola. Baratto. È fondamentale il ragionamento che ha fatto il Presidente, investire assolutamente, ha messo in campo istituti tecnici, portare il digitale, l'ambientale, che è assolutamente importante perché è il futuro delle nostre generazioni. Un bel passaggio che ha fatto, che quando ha detto ogni spreco è un torto che facciamo alle future generazioni, credo che questo sia davvero il punto fermo, per cui credo assolutamente importante. Per quanto riguarda il prolungamento delle date, credo che non dovremmo soffermarci su queste cose perché purtroppo è un momento di emergenza per tutto. Credo che fondamentale però sia quanto è stato detto sull'investimento che bisogna fare nelle scuole, perché dobbiamo davvero portare avanti il nostro paese. Se non lo porti avanti tramite le scuole sicuramente non si va da nessuna parte. Questo davvero è il senso del discorso e l'importanza, per quanto mi riguarda, che ha fatto un gran ragionamento il Presidente. Credo che tutte le forze politiche siano d'accordo
credo sia stato fatto davvero un passo avanti da parte di tutto e da nessuno credo un passo indietro. Dobbiamo solo seguire questo ragionamento, altrimenti davvero non andremo da nessuna parte. È un'occasione che non dobbiamo assolutamente perdere. Ecco, per quanto riguarda la parità di genere, no? Il Presidente ha detto bisogna come dire, rendere veramente efficace questa parità che non si risolve con le quote rosa o solo con le quote rosa, ma colmando, ha detto, quel gap salariale che c'è tra uomo e donna e che vede il nostro paese purtroppo ai livelli più bassi, insomma, in tutta Europa, e con delle politiche del welfare che aiutino le donne appunto a poter continuare ad essere impegnate nel mondo del lavoro e non solo, quando decidono di fare una famiglia. Pellicani, forse era anche indirizzato al Partito Democratico, no? C'è un grossissimo dibattito e anche grosso malcontento tra le donne del PD, visto che non c'è nemmeno una donna fra i 3 ministri in quota al partito. Beh, adesso non esageriamo, noi siamo stati sempre tra i promotori di tutte le iniziative che andavano appunto a colmare quel gap che indicava il Presidente, che impongono le donne a scegliere spesso tra famiglia e lavoro, in questo senso appunto trovare un welfare di sostegno su queste materie. Certo, c'è un dibattito anche nel Partito Democratico dopo l'ingresso al governo di 3 ministri uomini e nessuna donna. Questo è un problema, ma è un problema che dovrà affrontare il PD, che sta già affrontando, ma che è figlio di un esasperato correntismo che c'è all'interno del partito, a mio modo di vedere, che ha finito per penalizzare le donne in questo caso. Però noi abbiamo comunque 2 donne che sono le vicepresidenti dell'Assemblea nazionale, la donna presidente, non è questo il tema. Tante donne che adesso sono sottosegretarie e che mi auguro che vengano riconfermate. Ora io credo che questo sia un problema soprattutto del Paese, per colmare quel gap a cui faceva riferimento lei, che ci pone ad essere tra gli ultimi nelle classifiche europee in questo campo, e dobbiamo darci da fare tutti, e per darci da fare tutti significa appunto, e su questo concordo col Presidente, non si tratta di incentivare le quote rosa, ma di creare le condizioni perché le donne siano alla pari degli uomini appunto nel momento di scegliere, e tra lavoro e famiglia, e anche i gap salariali che ci sono che vanno colmati al più presto. Ecco, Baratto, le donne. No, sono pienamente d'accordo col Presidente, perché credo abbia fatto un passaggio molto significativo, anche perché vediamo le donne nelle imprese che alle volte, sicuramente sempre a pari degli uomini, ma alle volte anche migliori su decisioni molto importanti e molto aggressivi sui mercati, per cui alle volte insegnano anche agli uomini per quanto riguarda sulle imprese e sul lavoro, per cui credo un passaggio molto molto importante. E tra l'altro il nostro partito Forza Italia ha messo anche all'interno di questo governo 2 grandi donne, Mara Carfagna, e sicuramente una che ha sempre dimostrato di essere all'altezza e sicuramente molto 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 capace. Un'altra donna che sicuramente ha dimostrato sempre di essere molto valida, anche la nostra capogruppo, per cui credo molto molto significativo, e per cui credo che il senso vada anche molto verso questo problema che non deve assolutamente esistere. Ecco, peraltro con un referato, no, la Gelmini, che è particolarmente sentito nel nostro territorio, quello alle autonomie. Ha dimostrato anche quando quando è stato all'interno del Ministero della Scuola di essere davvero all'altezza. Sarà molto importante e significativo quello che è stato detto dal Presidente, perché credo che essere a questi livelli in Europa e l'Italia credo che non abbia assolutamente nessun senso, ma credo che il futuro
delle donne sia assolutamente, mi passi la battuta, roseo, perché stanno insegnando anche a noi uomini sia nell'impresa che nella politica come si deve lavorare. Ecco, speriamo che sia davvero la volta buona questa per le donne. Io vi ringrazio per essere stati con noi in queste riflessioni, insomma, intorno al discorso pronunciato poco fa al Senato dal Presidente del Consiglio Mario Draghi. Grazie a Nicola Pellicani, grazie a Raffaele Balatto. Buona giornata e buon lavoro. Grazie a voi, i vostri telespettatori. Allora, noi siamo in attesa di collegarci con Marghera, la sede della Protezione Civile, l'unità di crisi, dove tra poco comincerà il consueto quotidiano appuntamento con la stampa per quanto riguarda appunto il Presidente della Regione Luca Zaia sull'andamento dell'epidemia da coronavirus. Abbiamo sentito insomma in queste ore che a preoccupare sono soprattutto le varianti. In questo senso un caso è scoppiato in una scuola di Malcontenta, un focolaio che vede coinvolta anche la tanto temuta variante inglese. Vediamo quindi il servizio su questo. Gli esiti delle verifiche sul focolaio che ha interessato una classe della scuola primaria Fratelli Bandiera di Malcontenta sono compatibili con la presenza della variante inglese. In una situazione generale di calo dei contagi, l'Ustra Serenissima ha confermato la formazione del primo focolaio di variante inglese del coronavirus nel veneziano. Si tratterebbe di 7 alunni ed un insegnante della stessa classe. L'azienda sanitaria ha inoltre confermato che la variante inglese presenta per certo una differenza nella trasmissibilità del contagio e che per questo motivo si stanno applicando le misure di monitoraggio del Servizio Igiene e Sanità Pubblica in modo più stringente. Noi siamo molto attenti a tutte quelle che sono le evoluzioni della variante, in particolar modo della variante inglese. È arrivata anche la circolare del Ministero che impone delle regole molto stringenti per quanto riguarda gli isolamenti, per quanto riguarda il contact tracing, andare anche indietro con i contatti e quindi mappare tutto bene e chiaramente poi sarà oggetto di sequenziamento con l'istituto profilattico. La conferma della presenza di varianti è arrivata poi anche dalle analisi effettuate dall'Istituto Zooprofilattico delle Venezie. Per i positivi, nello specifico, è stata ampliata la tempistica dei tamponi. L'indagine epidemiologica sui contatti è stata allargata dalle consuete 48 ore a 14 giorni, così come la quarantena dei contatti è passata da 10 a 14 giorni. I lavoratori della scuola rientrano peraltro tra le priorità della campagna vaccinale anti-Covid. Gli insegnanti saranno vaccinati già dalla settimana prossima, alcune USL, Venezia ma anche altre, insomma hanno già iniziato la trafila con anche le prenotazioni. Inizieremo con gli insegnanti e il personale comunque ausiliare dei servizi prima infanzia, quindi asili nido e scuole materne, perché sappiamo insomma che il contatto con i bambini è un contatto ravvicinato, non usano le mascherine, quindi riteniamo importante e giusto mettere in protezione loro subito. Ecco, siamo appunto ancora in attesa, il governatore Zaia non è ancora arrivato, abbiamo intanto una notizia di cronaca che ci arriva dal Trevigiano, un cittadino romeno di 43 anni condannato dalla magistratura di Bucarest a 6 anni e mezzo di reclusione per vari reati, tra cui il traffico di migranti, è stato arrestato dai carabinieri a Vidor, dove appunto è residente e trasferito nel carcere di Treviso. I reati contestati risalgono al periodo compreso tra il 2010 ed il 2014. La pena, una volta riconosciuta dalla Corte d'Appello di Venezia, sarà molto probabilmente scontata in Italia. E stanno arrivando anche molte reazioni per quello che è stato appunto il discorso del Presidente del Consiglio Draghi poco fa al Senato, quella di Confindustria Vicenza, un discorso perfetto da sottoscrivere e da sostenere con l'impegno ed il lavoro personale e collettivo. Così il presidente di Confindustria Vicenza, Luciano Vescovi, appunto all'intervento del presidente del Consiglio Mario Draghi al Senato. Un altro passaggio molto importante
di Draghi è stato quello sulla tassazione. Abbiamo sentito, no? Il Premier ha detto che sarà appunto sicuramente necessaria una riforma della politica fiscale e ha detto non è una buona idea cambiarne una alla volta. La riforma della tassazione dovrà essere affidata a degli esperti, con una riforma dell'IRPEF che dovrà comunque ridurre quello che è il carico fiscale degli italiani, ma preservare però la progressività della tassazione, quindi no alla flat tax, ma comunque il mantenimento di una tassazione progressiva. Vedo che appunto ancora il presidente della Regione Veneto Zaia non è arrivato. Potremo quindi vedere intanto un servizio relativo alle vaccinazioni anti-Covid, perché lo sapete, in questi giorni sono partite un po' in tutte le province del Veneto. Ieri è partita a Treviso, stiamo parlando naturalmente della vaccinazione degli over 80. Vediamo com'è andata. Mario Vivian, pensionato di Treviso da una parte, Carla Cavallin di Preganziol, anche lei classe 1941, dall'altra. Sono le 8:30 in punto quando al Bocciodromo in zona industriale a Villorba vengono vaccinati i primi 2 ottantenni. Spero che di essere in capofila di una lunga fila e che possa essere per tutti, insomma, sto vaccino. Com'è andata? Benissimo, sono contenta, mi sento tranquilla e anche non vedevo l'ora di farla. Molti sono arrivati con buon anticipo, l'operatore indica la postazione a ciascun anziano, la somministrazione dei vaccini avviene rapidamente, poi per un quarto d'ora si rimane seduti per monitorare eventuali effetti del siero. Che io non sono di qua, no? Però sono 40 anni che sono qua. C'è un'efficienza veramente encomiabile. Lo vedo con gli occhi contenti. Sì, veramente contento perché si aspettava da tanto tempo, quindi così. Cos'è che le manca di più della vita normale? Poter viaggiare, poter andare in giro. Essenziale che faccia effetto e di star bene, insomma, ecco. Era un po' emozionato stamattina? No, mi lo prendo via paura. Questa signora di Maserata, classe 1942, ha accompagnato il marito. Questa coppia di monastieri invece è stata vaccinata insieme. Tutti e due vaccinati stamattina? Sì, tutti e due. Sono casi rari, sì, però ce l'abbiamo fatta, dai, siamo contenti. In tutti determinazione e grande consapevolezza. Ci crede al... Ecco, allora abbiamo Flor, visto, buongiorno ragazzi. È in arrivo anche l'assessore Lanzarin. Intanto facciamo gli auguri a due signore, la signora Ines Robazza che oggi fa 101 anni, ci ha scritto, di Riese Pio X, quindi auguri alla signora Ines Robazza di Riese, e poi auguri alla nonna Anna Grimaldi che oggi di Vigonza fa 104 anni. Quindi auguri anche alla signora Anna Grimaldi, 104 anni. Detto questo, fatti gli auguri, inizierei subito col bollettino. Tanto i tamponi, eccoli qua. Di molecolari ne abbiamo fatti ad oggi quasi 4 milioni, 3.918.407, e di test rapidi 2.947.000, quasi 3 milioni più 4, sono 7 milioni di tamponi, più o meno. Nelle ultime 24 ore abbiamo trovato 492 positivi, che rapportati ai 39.030 tamponi fatti nelle ultime 24 ore sono un'incidenza dell'1,26%. Avete visto che l'Italia ha un'incidenza del 4% più o meno. Noi abbiamo un'incidenza bassissima e questo sta a dimostrare poi tutto quello che ne consegue, ovvero la rappresentazione della condizione sanitaria. Dal 21 febbraio ormai si va scalando verso l'anno, e quindi l'anno dalla comparsa del coronavirus in Veneto, sono 322.846 positivi abbiamo trovato, proprio perché facciamo tanti tamponi, non perché abbiamo tanti positivi come dice qualcuno.
I positivi invece ad oggi in Veneto sono 23.378. Queste sono le persone che sono in isolamento fiduciario in questo istante, sono adulti, sono ragazzi delle scuole, bimbi delle scuole primarie, insomma c'è un po' di tutto. Quanti sono i pazienti oggi in ospedale? 1.470. Dato vuol dire esattamente 2.000 letti meno rispetto al 31 dicembre. Il 31 dicembre avevamo la punta massima del 3.400 letti, oggi sono 1.470, sono quasi 2.000 letti in meno. Come sono distribuiti questi 1.470? 134 sono in terapia intensiva, considerate che i positivi oggi in terapia intensiva sono 97 però, quindi li troverete nel bollettino nazionale 97, meno 2, e 1.336 in area non critica e sono meno 46. I positivi dei 1.336, se vi interessa, sono 8,75. Quindi abbiamo pazienti fondamentalmente, non caricando più pazienti, abbiamo il dato della negativizzazione che galoppa, no? I morti purtroppo sono 9.621 più 70 e i dimessi dal 21 febbraio ad oggi sono quasi 15.500, sono esattamente 15.461 persone curate più 71, quindi abbiamo questi dati. Allora, ecco l'assessore Lanzarin. Ho tenuto che ci fosse il dottor Flor perché così poi vi dà anche uno spaccato di quello che è il tema della condizione sanitaria del Veneto in queste ore, alla luce anche dei dati che vi ho dato. Noi siamo preoccupati perché comunque oggettivamente il Veneto in questa fase, siccome come abbiamo detto ieri ha un comportamento anticiclico, no? Quando gli altri salgono noi scendiamo, quando gli altri scendono noi saliamo con il contagio. Voi sapete che noi abbiamo avuto questa onda d'urto pesante, paurosa a novembre e dicembre, dopodiché dal 1° di gennaio abbiamo iniziato a calare e sono esattamente ormai oggi che cos'è il 17, 18, 17, pensate sono 47 giorni di calo ininterrotto, quindi una cinquantina di giorni di calo. Siamo convinti che comunque i fattori che ci hanno portato a questo calo siano molteplici, di certo non possiamo solo ricondurlo al fatto che c'è stato il cambio di colore di zona, perché il cambio di colore di zona, ve lo dicevo ieri, è avvenuto il 24 dicembre, quindi calare dopo 6 giorni è impossibile perché non se ne accorge neanche il virus che ha cambiato il colore della zona in 6 giorni. Pensiamo invece che il tema delle varianti qui abbia pesato, prova ne sia che noi abbiamo isolato la variante inglese in Veneto la prima volta il 24 dicembre. 3 pazienti tamponati che si sono dimostrati positivi alla variante inglese. Il Veneto, vi ricordo, aveva 8 varianti, 8 mutazioni, il virus di marzo non c'è più, tra le 8 5 sono mutazioni conosciute nel database nazionale, una è l'inglese e 2 sono mutazioni tipicamente venete. L'onda d'urto è stata forte, il calo è altrettanto forte e repentino perché avete visto liberare 2000 letti in 50 giorni non è proprio da calo normale. In questo contesto noi siamo preoccupati perché il tema delle varianti è sempre un tema comunque che lambisce la nostra vita quotidiana, anche da un punto di vista sanitario, perché prendiamo atto che siamo circondati comunque da un po' di realtà che rappresentano dei cluster, dei focolai in crescita. Ho visto ieri le dichiarazioni del collega Bonaccini che annunciava una possibile zona arancione per l'Emilia Romagna, parlavo ieri con il collega Fontana, mi diceva appunto che ha delle zone rosse, ha dei cluster in Lombardia e così anche altre realtà. L'Europa, come vedete, ha comunque un contagio ancora importante, evidente. La Germania ieri ha chiuso il suo bollettino quotidiano con oltre 550 morti, 3.500 e oltre contagiati, è ancora in lockdown, parlano ancora di procrastinare il lockdown. Io resto convinto del fatto che quando si cita la parola lockdown bisogna avere un supporto dietro che sia di uno studio serio
e argomentato, e non dichiarazioni che poi ci fanno assistere a sto dibattito che è lunare tra scienziati, tra chi è a favore e chi è contro il lockdown. È come essere davanti a un medico, a due medici, e uno ti dice beccati la pasticca e l'altro dice non prenderla. Poi capite che il paziente, cioè siamo noi di mezzo, qualche dubbio ci viene. Quindi inviterei anche di moderare questi dibattiti in maniera più, come si può dire, costruttiva, fare in modo che si parta da un assunto che è quello di uno studio serio, epidemiologico, supportato da dati, e dopodiché si fanno i ragionamenti. Chiedo ai cittadini a non abbassare la guardia, lo chiedo tutti i giorni, lo so che siamo quasi ossessivi, però ricordo sempre che mascherina, distanziamento sociale, igiene delle mani valgono più di un lockdown. Questa ormai è la letteratura scientifica che lo dice. Questo per noi è fondamentale, perché è vero che non abbiamo più lo scenario del 21 febbraio dell'anno scorso, conosciamo il virus, abbiamo una capacità diagnostica che è paurosa. Oggi abbiamo fatto 36 o 39 mila tamponi nelle ultime 24 ore, l'anno scorso vi ricordo che il 20 di marzo facevamo 2000 tamponi al giorno, 2600 tamponi. Abbiamo protocolli di cura che allora non avevamo, abbiamo sicuramente affinato le modalità di cura e anche il nostro contact tracing, però è pur vero che la vera discriminante, io resto ancora convinto, sia rappresentata dai vaccini. Ad oggi noi abbiamo inoculato 250.000 vaccini e concluso le vaccinazioni su 108.000 persone con la seconda dose. Quindi capite che pian piano si sta creando una comunità che ha comunque una risposta anticorpale. Ovvio è che se avessimo una potenza di fuoco come quella che ci meriteremo di avere rispetto ai vaccini, ieri abbiamo vaccinato 6.000 persone, ma potremmo vaccinarne molte di più. Voi sapete che il Veneto sull'antinfluenzale in 2 mesi ha fatto 1.300.000 vaccini. Quindi se noi avessimo un magazzino pieno di vaccini, da qui all'estate noi scriviamo Veneto Covid free, punto. Se è vero che i vaccini sono la soluzione, ci sembra di aver capito che sia così, visto e considerato che Israele lo ha fatto, ha recuperato 30 milioni di dosi, ha vaccinato i propri cittadini e oggi ha avuto un calo drastico, quasi imbarazzante, dei ricoveri, visto e considerato che la copertura anticorpale ha creato quella che noi definiamo immunità di gregge, cioè il virus è come una pallina nel flipper, sbatte da un punto all'altro ma non riesce a trovare la buca per fare il punteggio, nel senso che rimbalza sempre da un individuo all'altro ed ognuno ha la sua copertura anticorpale, quindi non diventa ospite, non diventa vettore per il virus. Speriamo, poi ci sarà il dottor Flor che vi dà un annuncio, nel senso che vi dà un aggiornamento. Noi capite che non è che siamo che cerchiamo la rissa, non cerchiamo neanche la contrapposizione istituzionale, che sia chiaro, io ve l'ho sempre detto, non abbiamo neanche cercato gli intermediari o coloro che vendono vaccini, ci hanno cercato loro perché sanno che il Veneto è efficiente, perché sanno che il Veneto quando c'è una novità la presenta in Veneto e il Veneto se la prende in carico e cerca di svilupparla. Abbiamo avuto più offerte, poi ve lo ricorderà il dottor Flor. Il dottor Flor ne ha fatto una selezione e ha seguito le più significative e più solide, no? Anche da un punto di vista di proposta. Considerate che a volte c'è anche il singolo cittadino, potrei citarvi un esempio di magari un genitore che ha un familiare, ve la identifico, che con la buona volontà ci dice: io ho un mio familiare che lavora in quell'azienda, in quella multinazionale dall'altra parte del mondo, se volete chiede e vi sa dire questa è, come si vede, è Veneto questo, no? È accaduto anche questo, però il dottor Flora ha selezionato, sì, che poi si sono sentiti e ne è venuto fuori che la Big Pharma, dove c'era questa dipendente, ha detto non possiamo. Quindi è un po' una chiamata di popolo. Il dottor Flor poi ha selezionato, ha seguito dei canali che poi vi dirà. Noi abbiamo fatto una scelta di distinguere la fase di indirizzo, che è quella che spetta a noi come governo, da quella, diciamo, gestionale. Quindi che sia chiaro che io non ho incontrato, noi non abbiamo incontrato nessun intermediario e non abbiamo neanche mai visto i contratti, perché io ho detto al dottor Flor, io ho detto guarda, non voglio neanche vederli perché proprio sia distinta la fase. Siamo assolutamente collaborativi, del resto guardate, noi non riusciamo a validare
il lotto, cioè ci vuole comunque che ci sia AIFA dietro, che ci sia un ente terzo, il commissario Arcuri, perché noi non abbiamo, nel momento in cui andassimo a chiedere l'autorizzazione a spendere, a comprare, dobbiamo avere una validazione terza, per cui è inevitabile comunque, volenti o nolenti, che ci debba essere un lavoro di squadra. Certo è che penso anche i colleghi, gli unici che mi hanno sempre confermato, diciamo, la disponibilità ad essere della partita, che sono i colleghi della Lombardia Fontana, del Friuli Venezia Giulia, dell'Emilia Romagna, del Trentino e dell'Alto Adige, e anche le Marche che ha parlato l'assessore, che ci dicono se c'è questa possibilità siamo qui. Guardate, il problema non è aver vaccini più buoni, non è neanche averli, perché comunque se guardassimo il piano distribuzione vaccini nazionale ci dice che a un certo punto li avremmo tutti, no? Le famose 200 milioni di dosi. L'unico fattore qual è? È il tempo, perché se noi riusciamo a vaccinare tutto il nostro comparto turistico, tutte le nostre aziende, tutti i nostri cittadini nel giro di 3-4 mesi, capite che partiamo per primi rispetto a chi sta lì ad aspettare il vaccino. Ma questo lo dico a vantaggio dell'Italia, non solo del Veneto. E penso che se ci sono questi canali, e ve lo scandisco, e se sarà confermato che non è acqua distillata ma è vaccino, tanto vero il dottor Floro poi vi dirà cosa sta facendo, io penso che l'Italia debba assolutamente accelerare e fare come fanno altri paesi europei, perché ormai si è capito, di andare a acquistare sul libero mercato. E che sia chiaro che noi non andiamo a portare via vaccini a nessuno, ci vengono a offrire i vaccini, se non li compriamo noi, li compra qualcun altro. Guardate che oggi l'offerta e la domanda è sbilanciata rispetto alla domanda, cioè la domanda è più alta dell'offerta del prodotto sul mercato, cioè ci vogliono più vaccini di quelli che vengono richiesti, cioè ce ne sono di meno oggi vaccini rispetto al fabbisogno mondiale, questo è fondamentale, quindi l'offerta di vaccino è inferiore alla domanda di vaccino, è una regola di mercato. Io passerei la parola a voi per un giro veloce di domande, poi il dottor Flor che vi dà un aggiornamento sui vaccini. Filippo. Antonella Prigioni. Facciamo anche gli auguri a Filippo Tosato, che ieri abbiamo fatti gli auguri per una pronta guarigione e io ho avuto la fortuna di sentirlo, quindi lo saluto e speriamo torni presto con noi. E poi gli facciamo gli auguri di buon compleanno oggi, perché mi hanno detto che compie gli anni, quindi facciamo gli auguri di compleanno a Tosato, che siano, diciamo, candeline particolari queste. E ovviamente che stia a dieta, che non mangi tutta la torta. Allora, Prigioni, poi Nicolussi Moro, poi mi pare Charlie di Rite Rovescio e Ranzan. Prego. Buongiorno a tutti, buongiorno Presidente. Proprio nel discorso al Senato il Premier Mario Draghi ha parlato del piano vaccinale, farlo in tempi rapidi, coinvolgendo tutti. Ritiene che sia un'apertura agli atteggiamenti, all'operazione che sta facendo il Veneto? Mi sembra siate sulla stessa linea, parla di tempo, lei ha appena parlato di tempo. Quindi... Ma guardi, io non ho sentito, buongiorno, non ho sentito il discorso del professor Draghi, però dico questo, che il buon senso deve imperare, cioè, a me sembra una cosa di buon senso che se uno mi suona il campanello e mi dice guarda che c'è un bancale di vaccini, dice sono veri? Quanto costano? Allora, se non è una speculazione, è uno spreco. A me sono concesso che potremmo anche discutere sul valore della vita e il valore del vaccino. E se si possono veramente considerare dei vaccini a tutti gli effetti con i lotti, con la tracciabilità, perché non inocularli? Noi abbiamo i cittadini che ci chiamano piangendo perché vogliono essere vaccinati. Pensate ai quanti anziani che vogliono, sono lì che aspettano di essere vaccinati. Cioè, dopo 9.600 morti in Veneto, siamo l'8ª regione in Italia per mortalità, ne abbiamo 7 davanti a noi, io dico che è fondamentale porsi questa questione. Io spero, ma sono convinto che sarà così, che questo passaggio che tu mi hai citato, che io non avevo sentito nulla, sia assolutamente in linea con questo principio. Lei non ha sentito Draghi? No, ma guardate, onestamente, ma da Arcuri a tutti, onestamente noi non abbiamo trovato, al di là di qualche vostro collega che gli piace fare, come si può dire, lo spirito libero, quello controcorrente, no? Perché ogni roba che facciamo non va bene. E considerate che io sono stato accusato, lo dico al nuovo che saluto, benvenuto, sono stato accusato per aver imposto di fare 3.500 tamponi ai cittadini di Vo. Il giorno dopo hanno detto che l'OMS non lo prendeva ed era un danno erariale.
Oggi tutti si vantano dei tamponi di Vo, ma li ho fatti fare io però. Per cui io dico che se c'è un'opportunità noi abbiamo l'obbligo morale, non è immorale, l'obbligo morale di vagliare fino in fondo questa opportunità. Dopodiché nella legalità e nell'estrema sicurezza anche rispetto alla tracciabilità si deciderà se farlo o no. Però io non posso girarmi dall'altra parte sapendo che ho un'offerta e sapendo che i cittadini che si ammalano e muoiono. Certo, la dichiarazione di Draghi diventa un assist, insomma. Il professor Draghi è persona intelligente di buon senso, penso che non ci sia dubbio su questo. Dopodiché sapete, siamo in un paese nel quale l'odio sociale impera e imperversa. Quindi se qualcuno fa qualcosa di buono, c'è sempre il sospetto che debba guadagnare lui o guadagnare qualcun altro. Questo è il grande freno del paese. Non esiste più il bene comune, ma esiste il bene comune con finalità personali. Se ragioniamo così, c'è cosa fa? Noi ci stiamo qui a sbattere per i vaccini perché dobbiamo guadagnarci, c'è qualche conto all'estero o menate del vario, ma dai, ma fatemi un favore, cioè, se abbiamo questa opportunità, guardate, noi trasferiamo i contratti e poi basta che qualcuno ci dia la nostra parte, tanto per capirci, la nostra parte di vaccini, visto considerato che ci siamo sbattuti per poter portare a casa dei vaccini. Questo è il paese, E allora, per essere tranquilli, chiudo, cosa accade tra noi amministratori? Che per non avere guai tiri il freno a mano, te ne stai seduto tranquillo sulla tua scrivania e dici: la mia carta è sempre a posto, c'è un piano vaccinale nazionale, c'è scritto 48.000 dosi a settimana, quanto ci metterà? 2 anni a vaccinare i veneti, però sono in regola, perché ho tutte le carte a posto e noi non siamo di questa pasta. Grazie. Nicolussi Moro, Corriere del Veneto. Però siamo in regola, giustamente mi dice, non siamo di sta pasta ma siamo in regola. Allora, buongiorno. Ciao. Dunque, io vorrei fare 3 domande tecniche. Prego. Ieri sera Porta a Porta ho visto che lei era ospite e c'era un intermediario di AstraZeneca che dice di aver proposto il vaccino AstraZeneca all'Emilia Romagna e anche al Veneto, però per un prezzo esattamente doppio di quello che è stato proposto e opzionato dall'Europa, cioè $1,78 contro $3,50. Volevo capire se questo è uno di questi... Non lo so, sentiamo il dottor Flor dopo, scusa, perché io non ho seguito queste cose. Okay. È un croato, ho visto ieri sera. Hai presente? Oh, perfetto. Ok, allora poi ci risponde il dottor Flor. Sì, che ho visto anche che ha fatto uno Skype, poi si è collegato, comunque ha fatto un'intervista. Sì, infatti, volevo capire un attimo se è lui che si propone così. Sì, ha detto anche una cosa, hai fatto caso, ha detto sfido chiunque a trovarli €1,50. Esatto, infatti ha detto siamo già fuori mercato, infatti già a questo prezzo noi non li venderemo più ma dovremo alzarlo. Per cui mi interessava sapere se anche i vostri intermediari hanno fatto questo discorso o hanno mantenuto i prezzi che vi hanno proposto all'inizio. Dottor Flor. Allora poi Flor. Poi invece sempre l'altra domanda allora sui codici dei lotti li faccio sempre. Dottor Flor. Allora l'ultima cosa è questa che invece riguarda l'organizzazione della vaccinazione. Adesso che l'OMS ha dato il via libera alla somministrazione di AstraZeneca anche agli over 55, come si rimodula la campagna del Veneto? Rimane AstraZeneca per le categorie essenziali da 18 a 55 oppure la allargate anche? No, va allargata ai 65. Domani ci sarà la dottoressa Russo in conferenza stampa che vi dirà questo, vi parlerà anche di tutto l'aspetto del monitoraggio delle mutazioni. Esatto, infatti. Però noi allarghiamo a 65, se non ha nessun senso, no? Cioè vuol dire che il target aumenta. Considerate che c'è già uno studio che dice che alla seconda dose a 3 mesi dà 85% della risposta anticorpale. Quindi aveva ragione il professor Remuzzi quando diceva guardate che dovete rivalutare i dati di AstraZeneca, perché comunque a distanza, siccome ancora non avevamo la distanza di 3 mesi con la doppia vaccinazione, si vede già la risposta anticorpale maggiore di quella che era stata annunciata. Quindi siamo nell'ambito di un vaccino comunque che funziona. Pensate che gli anti-influenzali non hanno queste risposte anticorpali. Quindi potrà essere utilizzato, adesso voi siete partiti con la classe 41, sì. Per cui per le classi successive... Da 65 in giù si usa.
Da 65 in giù, ok, anche a probabilmente uscirà una circolare. Sì, ovvio. Nel senso che ieri c'è stato l'incontro tecnico a cui avevano partecipato Regione, AIFA, Ministero, Istituto Superiore di Sanità, è emersa questa cosa qui, da quello che sappiamo noi ci sarà una circolare che specifica bene e poi ne applicheremo la circolare. Voi intanto siete già partiti con le categorie Però essenziali? siamo partiti fino al 55 perché si poteva fino al 55 con gli insegnanti, siete già partiti da lunedì. Ok, grazie. Sì, infatti se osservate molti insegnanti già hanno ricevuto il messaggio o la mail, dipende dalle ULS, insomma. Ok, perfetto. Grazie. Ok, allora Stefano Ciardi di Diritto e Rovescio, Rete 4. Eccoci, Diritto e Rovescio, buongiorno, benvenuti. Lei ha detto che i vaccini che gli sono stati proposti dagli intermediari sono extra rispetto a quelli destinati all'Italia, concordati con l'Unione Europea. E quindi volevo sapere se secondo voi c'è la possibilità di un'apertura di un'indagine da parte della Corte dei Conti che potrebbe contestarvi di pagare lo stesso vaccino 2 volte. In che senso? Magari se sono già state stabilite delle quote per il Veneto, comprare lo stesso vaccino sul mercato potrebbe essere un duplicato. No, questa è una valutazione che fanno solo gli azzeccagarbugli, nel senso che noi adesso abbiamo necessità di vaccinare. È un po' come l'uomo nella giara, no, del Pirandello, cioè spacco la giara, salvo l'uomo, o lascio l'uomo, salvo la giara. Allora, noi abbiamo un obiettivo che è quello di salvare la persona. Quindi oggi noi poniamo una questione a livello nazionale di dire, bene, la quota che abbiamo può essere anticipata fruendo di questo. Poi, scusatemi, a me non sembra che il mercato sia così asfittico e collassato per cui se resta un bancale di vaccino nessuno lo potrà più utilizzare. Cioè l'Italia se oggi dicesse che cede 27 milioni di dosi a altri paesi e rinuncia perché ha avuto una fornitura extra, penso riesca a recuperare nel suo bilancio da dare e avere, ma non ci vedo. Però poi sai, questo è un elemento tutto italiano, no? Che il buon fare, il saper fare si trasforma poi in procedimenti. E quindi proprio per questo noi vogliamo assolutamente rispettare la legalità. Se poi non si farà si dirà è per colpa di questo, di Caio, di Tizio, di Sempronio, di chi ha fatto queste robe. Ma su questa cosa avete ricevuto delle rassicurazioni? Non siamo ancora in questa fase. Senta, però lei ha detto vi hanno proposto il vaccino Pfizer, giusto? Sì. Ma anche. Com'è possibile che tutte le aziende produttrici sono in ritardo con le consegne di quelli che già sono stabiliti negli accordi europei? Com'è possibile che ci siano 27 milioni di dosi sul mercato? Ma non lo deve chiedere a me. Se guardassi cosa è accaduto in Israele, hanno vaccinato e si sono approvvigionati di 30 milioni di dosi e loro hanno già vaccinato. Se guardo la Gran Bretagna, hanno già vaccinato 15 milioni di cittadini e non vedo nei loro giornali la difficoltà di reperire vaccini, ce li hanno i vaccini. Se vedo altre comunità vedo Biden che ha annunciato che in 100 giorni vuol fare 100 milioni di vaccinazioni negli Stati Uniti. E poi se guardo fino in fondo mi chiedo, ma perché continuate a chiederle a noi queste robe? Perché non andate dalle big pharma, le mettete attorno a un tavolo, sono 3 autorizzati, Pfizer, Moderna, AstraZeneca, e dite scusate, è possibile che ci siano vaccini vostri in giro sul mercato? Noi abbiamo scritto a Pfizer che ci ha detto noi non vendiamo sul mercato privato, vendiamo solo ai governi. Quindi volevo sapere... Allora vuol dire che il vaccino non esiste, basta, è chiusa la vicenda. No? Cioè, quindi, ma voi avete avuto delle rassicurazioni da parte degli intermediari che si tratti appunto di vaccini non solo approvati dall'EMA ma che non siano contraffatti? Ma l'ho appena detto prima, non mi hai ascoltato. Cioè, state ancora aspettando però queste cose? Noi abbiamo adesso, c'è il dottor Flor che sta facendo una verifica anche rispetto ai lotti, però in tutta sincerità, cioè, non è che noi facciamo un'operazione o vogliamo proporre un'operazione perché ci siamo innamorati dell'operazione, però abbiamo l'obbligo di andare al vedo. Allora, magari qualcuno si fermerebbe prima, noi abbiamo detto consultiamo l'AIFA, lo abbiamo fatto il 3 di febbraio, AIFA ci ha detto parlate con Arcuri, parliamo con il dottor Arcuri e si verificheranno i lotti, che è esattamente quello che poi vi spiegherà il dottor Flor, altro noi non possiamo fare. Dopodiché io non ho visto la risposta che abbiano dato le big pharma, però quando uno vi dice noi vendiamo solo, qual è la frase esatta? Cioè loro hanno in questo momento... Vuol dire, se la leggo io in italiano, visto che poi voi avete sempre la volontà di trovare qualcosa di strano sempre dietro, a casa mia vendiamo solo i governi, vuol dire che qualcun altro può vendere a chi non è governo.
o no? Secondo voi un'industria farmaceutica vende tutto il suo prodotto direttamente? Impossibile. È come pensare che la Fiat vendesse le sue auto tutte direttamente in fabbrica a Torino. Hanno le concessionarie, infatti le Big Pharma hanno i concessionari, hanno i licenziatari, addirittura gente che produce lo stesso prodotto da altre parti su licenzia, hanno poi i rappresentanti, hanno tutto un commerciale, e quindi secondo me se un'azienda vi dice noi vendiamo solo ai governi, vuol dire che si sono riservati quella fetta di mercato. Se dopo la volete leggere come volete leggere voi, noi vendiamo solo ai governi vuol dire che non vendiamo a nessun altro, ma allora non si spiegherebbe quello che sta accadendo in giro per il mondo. Infatti quando io ho chiesto una volta, mi è capitato di chiedere possiamo comprare direttamente i vaccini, mi è stato risposto li possiamo vendere solo col contratto europeo. Anche questa è una risposta che dice cosa? Che si sono vincolati a vendere su quel contratto rispetto ai paesi. Però non ve lo so dire, noi non abbiamo mai visto il contratto. Però quindi c'è la possibilità che comunque Pfizer, anche se vende solo ai governi, che questi intermediari abbiano comprato da altri governi. Non ho detto questo, che questi intermediari possano avere forniture dalle aziende per altri canali. Cioè a me sembra molto semplice la situazione. Però non dovreste chiederlo a me. Quando uno vi risponde vendiamo solo i governi, io avrei fatto un'altra domanda. I vaccini che sono sul mercato e non sono di questo canale governativo, li riconoscete oppure no? Questa è la domanda da fare. Risolvete tutto il problema all'origine, perché Pfizer potrebbe dire noi tutto quello che è fuori dalla consegna europea per noi è acqua distillata. Noi chiudiamo la cartellina, la mettiamo via e fine, non perdiamo neanche tempo. Ma siccome fino ad oggi nessuno ha avuto il coraggio di dirlo, Sì, AstraZeneca, sì. Cioè cosa ha detto? AstraZeneca ha fatto addirittura un esposto al NAS dicendo che tutte le dosi che si troveranno al di fuori del mercato ufficiale, cioè della contrattazione con i governi, per loro è contraffatto, e ha fatto un esposto al NAS. AstraZeneca sì l'ha fatto. Non ha detto governi. Gli è stato chiesto, voi state vendendo al di fuori dei patti che avete stretto con i governi, e AstraZeneca ha risposto assolutamente no, i contratti sono blindati, tutte le dosi che voi trovate al di fuori di questi contratti sono prodotti contraffatti, e noi abbiamo depositato un esposto al NAS che infatti sta facendo controlli in tutta Italia per noi, e poi certo. Gli altri stati avranno le loro forze dell'ordine. Se posso intervenire, non può trattare, non ho detto neanche con i singoli stati, può trattare solamente con l'Unione Europea. Esatto. Quindi AstraZeneca in Europa, ha preso in Europa. AstraZeneca, stiamo parlando in Europa adesso, ecco, anche perché Israele e Gran Bretagna sono partiti 3 mesi prima e quindi hanno altri accordi. Però AstraZeneca l'ha fatto, Pfizer e Moderna non lo so perché non ce l'hanno comunicato. Sì, ma per noi non è, come si può dire, che sia chiaro, per noi non è un'ossessione. Noi abbiamo fatto anche etico, cioè nel momento in cui qualcuno ci ritrova per strada fra 1 anno, 2 anni, 10 anni o quello che è, dice allora avevi la possibilità di comprare il vaccino, non ti sei neanche preoccupato di verificare se era acqua distillata o vaccini, noi abbiamo verificato, cioè non è che ci mettiamo a piangere, ci spiace aver perso tempo, però fino ad ora nessuno ci ha detto che questa qua è roba che non funziona. E ripeto, il dottor Flor poi ve lo dirà, lui ha 2 contratti in mano. Andiamo avanti, Vanzan e Fois. Buongiorno. Presidente, le leggo un'affermazione di Piero Di Lorenzo, che è il presidente dell'Istituto di Ricerca di Pomezia, l'IBRM. Il governatore del Veneto Zaia dice che gli hanno offerto 27 milioni di vaccino per il Veneto, anche a Totò hanno offerto il Colosseo. Ma cosa vuole che risponda? Cioè, io non conosco questo signore, lui non ha visto, non ha parlato con il dottor Flor che ha le offerte in mano, dopodiché può essere che lui abbia ragione, ma se ce l'ha è meglio che ci dica qual è la sua fonte, oppure se non ce l'ha ha fatto una pessima uscita, cioè non so, c'è sempre questo atteggiamento, cioè, c'era Aristotele, no? Cioè, si diceva ipse dixit, no? Lui l'ha detto, poi arrivò finalmente il metodo sperimentale e capirono
che dalla carne non nascevano le mosche, ma c'erano le uova, poi nascevano le larve e c'erano le mosche, ma prima tutti pensavano che dalla carne in putrefazione nascessero le mosche. Dopodiché col metodo sperimentale hanno visto che la mosca arriva, fa l'uovo, nasce la larva, diventa mosca. E allora si è passati dall'ipse dixit a dire cazzo, apri gli occhi e capisco cos'è sta roba. Se sto signore è rimasto l'ipse dixit non so cosa farci. Cioè, io se fossi stato in lui, visto che è anche responsabile di un centro, avrei detto scusate, prima di parlare posso verificare, poi magari può avere tutte le ragioni di sto mondo, ma mi sembra che il metodo sperimentale non lo conosca. Questo signore invitava alla prudenza, nel senso che diceva anche a noi, anche una società napoletana ci ha offerto a noi dell'istituto di Pomezia vagonate, dice, di vaccino russo, e abbiamo passato alla pratica alla procura di Roma. Ma noi non stiamo, guardate, ieri in una radio autorevole nazionale c'è una vostra collega che se n'è uscita dicendo che il Veneto sta trattando Sputnik e cinese. Non è vero. Noi abbiamo sempre rifiutato, ma non perché siano di poco o di buono, perché non sono autorizzati. Cioè, ma come si fa ad andare a dire ai cittadini che noi stiamo trattando vaccini non autorizzati? Ma secondo voi quale sarebbe il medico in Italia e in Veneto che va a inoculare vaccino russo o cinese che non è autorizzato? Cioè, ma di che fantasia viviamo? Dopodiché questo signore, dico anche un'altra roba, che signori come lui, io li ho conosciuti a febbraio-marzo, che dicevano che i camion con i respiratori arrivavano vuoti, erano camion fantasma, che i container con le mascherine non esistevano, erano tutte truffe. Noi abbiamo salvato il Veneto comprando respiratori e comprando mascherine. Tutto qua. Ma guardate, ripeto, noi non siamo innamorati di sta roba, abbiamo solo l'obbligo di verificare se è vero o no. Siccome non siamo in grado di farlo da soli, abbiamo chiesto ad Arcuri e all'AIFA se ci dicono quali sono gli elementi per verificare. Tant'è vero che Arcuri a me ha detto, questo sì, mi ha detto, beh, se sono buoni, come si fa a dir di no a 27 milioni di dosi? A me sembra una roba logica, ma che uno che non sa niente si metta a fare anche lo spiritoso, per carità. Scusa Aldo, ti volevo chiedere, il signor Di Lorenzo non è un ricercatore, è il proprietario di AstraZeneca, dell'azienda che produce AstraZeneca in Italia, non è un ricercatore. Risulta presidente dell'istituto di Pomezia. Sì, che produce AstraZeneca industrialmente. Tutto qua, no, volevo chiarire che è proprio, cioè è un industriale, ecco, sì. Ok, grazie della precisazione. Però è irriverente, perché alla fin fine noi non siamo dei commercianti, siamo delle istituzioni. Se avessimo dovuto avere questo spirito che lui ha nella prima fase, avremmo avuto la gente che moriva senza le mascherine, senza i respiratori. Cioè noi siamo andati in Svizzera a comprarci i respiratori quando tutti ci dicevano che era impossibile, e abbiamo portato a casa il camion con i respiratori. Ci sono stati sviluppi poi nelle ultime 24 ore con il commissario Arcuri? Me lo dice il dottor Flor. Ora ritorno invece sulla campagna vaccinale, ci riparla anche sulla rimodulazione di cui parlava la collega. Lo farà la dottoressa Russo domani. Fois, Media Nord-Est. Se posso concludere anche sull'argomento, mi verrebbe da dire che comunque non c'è niente di nuovo, nel senso che anche nella prima fase del Covid mi pare che si era parlato addirittura di partite di mascherine che poi non erano mai arrivate, credo con la regione Lazio, per cui può darsi che ci sia anche un mercato parallelo di questo, voglio dire, credo che ce ne sia coscienza. Io volevo chiederle, Presidente, per quello che riguarda la campagna vaccinale, per esempio nel territorio dell'Ustra è Serenissima hanno iniziato la campagna sugli ottantenni e circa il 20%, 21% non si è presentato. Secondo lei è una cifra alta? Qualche percentuale? 21. Cioè l'80%, l'81% ha aderito, il 20% non si Ah, in quel senso. Guardate, su quel fronte, soprattutto per quel target di età, ne parlavamo anche stamattina, scusami se ti ho richiesto, c'è il tema poi che non c'è proprio un accesso così veloce come accade per altre categorie, insomma, andare a vaccinare gli ospedali è un'altra roba, per cui noi siamo fiduciosi, cioè nel senso che nella popolazione secondo noi ci sarà un'alta adesione, a vedere anche le richieste e le pressioni che abbiamo per avere il vaccino. Volevo appunto chiederle se 80% è una percentuale soddisfacente o se è ancora troppo bassa. No, c'è una buona percentuale, però contiamo anche di far di più, cioè nel senso che considerate che negli ospedali abbiamo avuto il 90% di adesione, l'abbiamo avuto un po' più bassa nell'RSA,
Però in generale, se considerate che si utilizzano vaccini che hanno risposte anticorpali sopra l'80%, Pfizer e Moderna si parla del 95%, AstraZeneca c'è una titolazione dell'85% con un ultimo studio, vuol dire che l'immunità di gregge la si raggiunge tranquillamente con un 70% di adesioni. Grazie. Posso fare l'ultima? Prego. E poi c'è la cava di Radio Wellness. Ah, scusate, sì. Sarò molto rapida. Prego. Adesso. Con la revisione dello staff tecnico annunciato dal nuovo governo Draghi, è notizia pubblicata oggi, notizia di ieri, che probabilmente il commissario Arcuri rimarrà, però non si occuperà più di vaccini. Ecco, questo potrebbe essere un problema, un garbuglio per la trattativa, per la collaborazione che il Veneto ha chiesto ad Arcuri? È una collaborazione istituzionale, cioè alla fine il nostro interlocutore è la ragione sociale, no? Cioè nel senso che ci sarà un ufficio che sarà in grado di validare o meno se queste offerte che abbiamo avuto stanno in piedi o è acqua distillata. Cioè, ma guardate che queste robe noi purtroppo le stiamo dicendo dal primo giorno, è che qualcuno ci vuole sempre far credere che siamo dei tontoloni e abbiamo l'anello al naso, no? Perché quando si parla del Veneto c'è sempre questa tendenza di far credere che abbiamo l'anello al naso. Dopo manteniamo l'Italia, questo è un altro paio di maniche, però è così, perché anche questa dichiarazione di questo signore qua, cioè, è irrispettosa nei confronti dei veneti. E la cava, prego. Marco La Cava, Radio Wellness. Buongiorno Presidente. Tocco un argomento che non è stato trattato dai colleghi. Lei ci ricorda giornalmente di quanto sono preoccupanti le varie varianti che stanno circolando in Italia. Oggi è notizia di oggi di una variante nigeriana trovata a Napoli. Visto che sono circa 2 mesi che sequenziate i casi positivi, volevo capire se c'è qualche sequenziazione dubbia che può essere ricondotta a questa variante o ad altre. Al momento no, altre sì, ve le presenteremo, ma la nigeriana a me non risulta, fermo restando che il professor Palù proprio ieri sera ne parlava, dice giustamente ragazzi, le mutazioni sono una cosa normale nei virus, il virus si adatta al suo ambiente, no? Cioè, quindi modula sempre la mutazione nel filamento del DNA, nei geni, avviene. Dopodiché noi dobbiamo porci una questione se il vaccino è sempre calibrato per quella mutazione. Siccome è un vaccino RNA messaggero, eventualmente modificheranno, diciamo, in laboratorio le eventuali modifiche faranno, ma ad ora le conferme sono che il vaccino per queste mutazioni che abbiamo sul campo funziona, perché poi la mutazione riguarda un grande tratto riguarda un piccolo tratto di filamento, di codice genetico su un vaccino che agisce, diciamo, su un ampio spettro, per cui ad oggi le mutazioni vengono confermate come, diciamo, rispondenti ai vaccini, in maniera contraria ovviamente, che soccombono al vaccino. Grazie. Prego, passare la parola al dottor Flor. Sì, volevo, visto che abbiamo intavolato il discorso delle varianti che sta interessando tutti, volevo capire se nel Veneto continua a circolare solo la variante inglese o sono state individuate anche la variante sudafricana che ha messo in ginocchio il centro Italia e brasiliana. No, abbiamo l'inglese e la brasiliana le abbiamo trovate. Ah, ecco, anche la brasiliana. Sì, sì. Però andiamo avanti con le sequenziazioni. Considerate che però la situazione epidemiologica del Veneto è una situazione che abbiamo descritto oggi, insomma, ce ne sono 50 giorni di calo. Sì. Considerate che quando ne abbiamo parlato noi, ve lo ripeto, il 24 dicembre con le varianti, ci siamo presi gli strali di mezzo mondo scientifico e facevamo perdere tempo a parlare di mutazioni. Adesso vediamo che sono tutti esperti di mutazioni. Ma la brasiliana, Presidente, dove l'avete individuata? In quali aree del Veneto? Nel Padovano. Nel Padovano. Mentre quella inglese è omogenea? Ma è ubiquitaria, no? Cioè, vale circa il 17-18% dei tamponi. Grazie. Però non abbiamo evidenze di cluster o focolai dettati da queste mutazioni al momento in Veneto. Ah, quindi su campioni singoli? Campioni. Ok, grazie. Ancora la Danzan, poi passiamo al dottor Flor.
Grazie. Le due varianti tipicamente venete, quelle che ci sono state, di cui non vi so dire nulla perché no, ne avete trovate altre? Non ve lo so dire. Guardate, io ho in animo di invitare la dottoressa Ricci dell'Istituto Zooprofilattico per un punto stampa con voi, forse già domani. E quindi vi dà uno spaccato. Sì, perché dicevano che sono arrivate a 11 le varianti adesso trovate dall'Istituto Zooprofilattico. Ma è probabile, cioè noi abbiamo notizia che ne trovano, però capite, diventerà anche questa poi ordinaria amministrazione come al solito, no? Cioè, la prima zona rossa a Vo fece scalpore, oggi abbiamo in quarantena 24.000 persone, nessuno ne parla neanche, ci adattiamo, no? E passare la parola al dottor Flor. Dottor Flor, prego. Grazie, prego. Buongiorno, sulla parte epidemiologica volevo dirvi che insomma ricordate che noi avevamo come nostro modello organizzativo la fascia 1, la fascia 2, fascia 3, fascia 4, siamo stati in fase 5, siamo stati in 5A e anche in 5B, oggi siamo sia per quanto riguarda la rianimazione sia per quanto riguarda la non rianimazione, i malati ricoverati, in fascia 2. La fascia 2 vuol dire avere meno di 900 malati positivi in terapia non intensiva e di avere meno di 150 malati positivi in rianimazione. Ora vi ricordo semplicemente che il famoso 1° gennaio noi avevamo 401 malati positivi in rianimazione, 401 positivi, oggi ne abbiamo 94 positivi e i 2730 sono diventati 875, quindi siamo ampiamente in fase 2, quindi manteniamo altissima l'attenzione. Avete visto che non continuiamo a fare tamponi, continuiamo a fare contact tracing, continuiamo a monitorare la scuola ma anche le strutture sanitarie. Siamo in una situazione di calo dei malati ricoverati e questo fa ben sperare anche rispetto a quello che poi è la situazione epidemiologica generale, perché il numero dei malati non in terapia intensiva, il numero dei malati ricoverati dice se il territorio produce malati e ci dice se l'ospedale produrrà malati in rianimazione, quindi è un indicatore molto, è un numero più che un indicatore molto attendibile su qual è l'evoluzione della malattia. Allora noi possiamo dire che in questo momento, al di là dei positivi che troviamo o meno nei diversi ambiti territoriali, la presenza del virus, il virus che circola sul territorio, non esprime un numero alto di malati da ricoverare e quindi possiamo dire che è lo specchio fedele di come siamo messi oggi e anche di come eravamo messi ieri, insomma, no? Perché noi gli effetti poi li vediamo anche in ritardo rispetto a quella che è davvero l'effettiva circolazione del virus. Questo è un effetto che vediamo abbastanza presto perché insomma si coniuga anche con il numero di positivi ai tamponi e con il numero di isolamenti che abbiamo. Quindi la fase in cui siamo è una fase positiva, non eravamo in questa situazione ormai da ottobre, stiamo tornando insomma, in una posizione che è circa quella di fine ottobre, quindi per noi è una posizione credo che in quel momento nessuno urlasse o disperato per la situazione in cui siamo, però non stiamo abbassando assolutamente la guardia. Stiamo invece continuando a vaccinare. Volevo fare una precisazione: noi abbiamo la media regionale dell'adesione degli ultraottantenni, varia tra USL e USL, ma è dall'80 al 90, c'è qualcuno che ha 85, qualcuno 89, qualcuno 82, però la media dell'adesione degli ultraottantenni è questa, tra l'80 e il 90 l'adesione regionale, che è una media soddisfacente perché bisogna pensare che insomma, possono esserci diverse motivazioni nell'ultraottantenne anche di ordine sociale piuttosto che sanitario che possono dare problemi nell'accesso alla vaccinazione.
e stiamo continuando a vaccinare, stiamo continuando a cercare vaccini. Volevo dirvi due cose preliminarmente. Accanto al fatto della cronistoria, che ormai la conoscete, noi a chi ci si chiede soldi prima non rispondiamo, non li prendiamo nemmeno in considerazione. Chi ci scrive disponibile a fornire ma ci chiede soldi prima non perdiamo neanche un secondo, e quindi vi dico già che ne scartiamo circa la metà di quelli che arrivano. A chi non ci dà un minimo di elemento per poter capire se c'è una disponibilità vera a fornire, non stiamo a rincorrere tutti quelli che ci fanno proposte. Allora, noi finora abbiamo ricevuto, dico, circa una ventina di segnalazioni. A 6 segnalazioni, 6 abbiamo scritto chiedendo alcuni elementi per capire se il vaccino c'è davvero, in che tempi si è disponibili a fornirlo. Cioè, se noi vi diciamo sì, voi in quanto tempo siete in grado di portarvelo il vaccino, che quantità ci sono e quanto costa. A 2 di questi 6 che ci hanno risposto con un'offerta molto dettagliata abbiamo chiesto il numero di lotto e la scadenza della fornitura. Questo l'abbiamo fatto perché queste sono informazioni necessarie per la preventiva autorizzazione ministeriale. Quindi noi ci stiamo muovendo al di sotto dell'autorizzazione ministeriale che vogliamo chiedere e senza la quale non ci muoveremo, e quindi chiediamo certezza della fornitura, perché il numero di lotto è un numero di lotto, non è che ammette, lo puoi verificare in 1000 modi. Allora noi stiamo in questo momento alle 2 aziende stiamo chiedendo: diceci il numero di lotto della fornitura e relativa scadenza. Nel momento in cui abbiamo questo, trasferiremo questo dato insieme alla modalità di fornitura che ci è stata presentata, che secondo noi è attendibile, per avere le autorizzazioni ministeriali per poter procedere a negoziare. Noi non abbiamo ad oggi contrattato sul prezzo con nessuno, noi non abbiamo iniziato a negoziare, cioè a trattare tempi noi abbiamo chiesto, ma non abbiamo negoziato su facciamo più veloce, dammi una quantità diversa, ne trattiamo sul prezzo, no? Noi non abbiamo iniziato perché la negoziazione si avviene nel momento in cui noi abbiamo una autorizzazione formale a procedere, perché non procediamo sicuramente con iniziative di acquisto se poi non abbiamo autorizzazione all'importazione. L'autorizzazione vera è quella all'importazione. E su questo stiamo ragionando e condividendo anche le modalità di operare con la struttura commissariale del governo. Confermo che qualcuno ci ha proposto non a 4 euro ma a 24 euro Astra. Non abbiamo perso neanche un secondo, cioè, prima che stiamo qua a discutere. No. Invece il croato? Il croato credo che abbiamo mandato una richiesta di chiarimenti, richiesta di avere la richiesta di precisazioni, quella che abbiamo inviato ai 6. Cioè, è uno dei 6 ai quali avete chiesto chiarimenti? O no, lui ha chiesto a voi? No, allora quando arrivano proposte di questo tipo noi chiediamo, la proposta è una proposta generica, non è una proposta, la chiedo come Regione Veneto, io voglio una richiesta specifica rivolta alla Regione Veneto, perché chiedo anche se questa fornitura sono in grado di farmela nei magazzini della Regione Veneto. E chiedo, ma tu sei in grado di fare questa fornitura e portarmi il vaccino nei miei magazzini?
Cioè, io voglio un'offerta che, quando io vado a chiedere un'autorizzazione formale, ho un'offerta che sono in grado di sostenere e quindi ho tutti gli elementi per poter discutere una fornitura. E lui ha risposto? No, ancora no. È quello che era ieri sera da Vespa? No, io non so se era quello, non abbino il nome ma comunque abbiamo anche proposte di questo tipo. Ok. Possiamo partire con le domande o c'era già qualcuno prenotato? Se il dottore ha finito, sì. Se non doveva aggiungere altro? No. Domande. Allora, Nicolussi mi pare già ansiosa di, Fois, Van Zan. Bene. Allora, dottore, mi scusi, per fare un po' di chiarezza, possiamo ricapitolare due concetti importanti. Dunque, voi siete in trattativa con due, chiamiamoli intermediari, per un totale di 27 milioni di dosi Pfizer? Non siamo in trattativa, stiamo chiedendo informazioni per avere certezza che quella fornitura sia davvero disponibile per noi. Perfetto, e parliamo di dosi Pfizer? No. No? Allora parliamo di dosi. No, quindi generico, non... Parliamo di dosi. Parliamo di dosi, quindi potrebbero essere anche di altri produttori? Chiedo, Sì, ho capito, potrebbero essere. Fra quelli con cui stiamo discutendo, ora sono tutte EMA. Sì. E fra queste di cui stiamo discutendo... Abbiamo già eliminato AstraZeneca. Ecco, AstraZeneca abbiamo eliminata per i motivi che dite prima. Chiedo, così riassumiamo un attimo il discorso. Sì. Quindi abbiamo eliminato AstraZeneca e questi allora stiamo ricevendo però nuove e anche interessanti offerte anche per AstraZeneca. Ecco, appunto, infatti volevo un attimo capire. Allora, i primi 27 milioni che vi hanno, diciamo, proposto, non c'è AstraZeneca, generica, è giusto questo? Va bene. Perfetto. Adesso avete altre proposte? No, quelli per cui abbiamo chiesto una seconda, allora a qualcuno abbiamo scritto una volta, a qualcuno abbiamo scritto 2 volte. Benissimo. Quelli a cui abbiamo scritto 2 volte riguardano Pfizer. Perfetto, ok. Poi, adesso vi stanno arrivando delle nuove proposte solo per AstraZeneca? No, miste, anche miste. Miste, quindi però sempre per... C'è qualcuno che scrive nella stessa offerta, mette sia vaccini EMA sia vaccini non EMA. Ah, ecco, perfetto. Noi dei vaccini non EMA non ci occupiamo. Benissimo. Ma da prendere assieme? Da comprare assieme? No, c'è un'offerta che dice noi siamo in grado di fornire questo, siamo in grado di fornire anche il vaccino russo, tanto per dire. Allora, noi del non EMA non ci occupiamo. Di questi, se non ricordo male, ecco, di questi 6 soggetti ai quali avete scritto per chiedere ulteriori dettagli, sono arrivate proposte miste, proposte Pfizer, proposte AstraZeneca. Ci può chiarire un attimo perché sto facendo un po' di confusione? Io non ho nessuna confusione. Certo, lei no, io sì. Quindi le persone, lei ha detto abbiamo ricevuto 20 proposte. Gli interlocutori a cui abbiamo scritto 2 volte e quindi di cui abbiamo la proposta sono 2 offerte che riguardano vaccino Pfizer. Perfetto, ecco. Poi l'altra cosa che avevo chiesto prima, se il codice del lotto e, come diceva lei prima giustamente, e della fornitura vi è stata data, vi hanno detto i tempi in cui sarà possibile trasmettervela? Noi lo chiediamo, non è che possiamo dire entro domani, noi restiamo in attesa, noi vogliamo questo per poter proseguire nella richiesta di autorizzazione. Cioè, allora, ma siccome i tempi sono stretti, sono importanti. Noi quando riceviamo una risposta di solito scriviamo il giorno dopo. Ok, perfetto. Posto? Sì. Fois, Media Nord-Est, poi Van Zan. No, io volevo chiedere, non essendo pratico del mercato di vaccini internazionali, quindi vuol dire che 14 di queste 20 offerte che voi non avete neanche preso in considerazione era gente che, per usare quell'uscita poco felice di prima, stava vedendo il Colosseo? No, avevamo 6 offerte migliori. Guardi che noi selezioniamo le migliori, non è che selezioniamo comunque.
a pari prodotto guardiamo anche l'offerta che ci fanno rispetto al costo, rispetto ai tempi, rispetto a condizioni logistiche. Noi abbiamo chiesto di avere tutti gli elementi per poter fare poi una scelta. Nel momento in cui abbiamo tutti gli elementi, compreso la certezza del numero di lotto, daremo tutti questi elementi per poter avere l'autorizzazione preventiva. Se non avessimo offerte che abbiamo, probabilmente avremmo valutato anche quelle. Comunque il Colosseo, state tranquilli che anche se ce lo offrono noi lo lasciamo dov'è. Tra l'altro era la Fontana di Trevi. Poi tra l'altro era la Fontana di Trevi in quel film, non era il Colosseo. No, glielo chiedevo perché mi era parso di capire che non erano stati in grado di offrire risposte né per la quantità né per i costi né per i tempi, insomma non avessero dato risposte. No, l'offerta è un po' generica e dice, tra uno che ti dice io sono in grado di darti questo a queste condizioni e uno dice se ci contatti noi potremmo fornirvi, se ci contatti noi potremmo fornirvi, lasciamo stare e parliamo già con chi ci dà un'offerta concreta. Grazie. Danzan, poi Ciardi, dritto e rovescio. Dottor Flor, voi avete chiesto il numero dei lotti, quindi l'identificazione e i tempi sulla fornitura. Certo. Quando è che le avete chieste questi dati? I tempi sulla fornitura, tutti gli elementi l'abbiamo... Quando è che avete fatto questa domanda? Ieri, l'altro ieri? Allora, tutti gli elementi li abbiamo chiesti qualche giorno fa, direi la settimana scorsa, abbiamo avuto una serie di risposte, ieri abbiamo chiesto il numero di lotto. A suo dire quando è che avremo la risposta? Mi auguro entro domani. Una volta che lei avrà tutte queste indicazioni, ha già avuto nelle ultime ore ulteriori passaggi con la struttura commissariale del dottor Arcuri? Ci sono degli sviluppi oppure no? No, nel momento in cui abbiamo queste informazioni è ovvio che ci confronteremo, ma innanzitutto io insisterò perché ci sia l'autorizzazione a procedere. Vi ricordo la nostra autorizzazione che abbiamo chiesto è a negoziare acquisto e importazione. E a quel punto potremo procedere, poi possiamo procedere d'intesa, possiamo procedere come abbiamo fatto finora, non abbiamo motivo di non condividere in tutta trasparenza anche il contenuto delle proposte che riceviamo. Scusi, ma che differenza c'è fra quello che avete fatto la scorsa primavera, cioè l'acquisto dei respiratori, delle mascherine, di tutte le attrezzature che si sono rivelate fondamentali per affrontare l'emergenza sanitaria, e questo tipo di acquisto? Cioè anche lì avevate chiesto l'autorizzazione oppure qui siamo su una cosa diversa perché è un farmaco? Qui c'è il discorso del farmaco. Il farmaco necessita di autorizzazione all'importazione. Il ventilatore o il materiale, le mascherine, il DPI o altre cose non hanno questa specifica previsione di legge che vincola all'autorizzazione AIFA l'importazione di farmaci legata alla carenza sul territorio nazionale e legata alle condizioni oggettive di necessità. Per poter fare una domanda di importare farmaco devono esserci tutte le condizioni: la carenza, l'oggettiva necessità, la disponibilità in altri posti e non in Italia, perché se il farmaco c'è in Italia non si è autorizzato a importarlo, e noi siamo partiti da sempre dicendo, vista la carenza di farmaci, vaccini, oggi e anche in prospettiva, perché noi, ve l'ho detto, guardiamo anche in avanti e da qui a un mese non abbiamo una prospettiva di avere quantità importanti di vaccini, è per questo che ci stiamo anche muovendo. Ciardi, diritto e rovescio, poi direi che possiamo concludere. Salve dottor Flor. Senta, ma se avvicini i microfoni volevo sapere, le due proposte che avete ricevuto, che ritenete le più affidabili al momento, sono di vaccini che verrebbero da paesi dell'Unione Europea o comunque che si trovano in Europa? Vengono da sedi di produzione del vaccino. Ok. Quando sedi di produzione del vaccino sono in Europa e anche non in Europa. Quindi queste però sono serie di produzione in Europa? No, sono specificate tutte e due le fattispecie, serie di produzione Europa o paese extraeuropeo. Va bene.
L'ultima domanda e chiudiamo, grazie. Sul fronte dei dati del bollettino, dottore, mi scusi, per il terzo giorno consecutivo noi abbiamo 70 morti, che è una cifra purtroppo alta, come diceva anche il Presidente siamo l'8ª regione per mortalità. Ecco, si tratta di pazienti che erano ricoverati da tempo, di pazienti che purtroppo hanno avuto un'evoluzione più rapida, di pazienti giovani. Si può Guardate, noi sappiamo questo. Nella scaletta dell'andamento dell'epidemia noi abbiamo i positivi al tampone. Quando crescono, una settimana dopo crescono i ricoveri in ospedale. 15 giorni dopo crescono i malati in rianimazione, un mese dopo crescono i morti. I morti sono un'onda lunga dell'epidemia. I morti che noi abbiamo oggi risalgono alle infezioni di circa un mese fa, anche 40 giorni fa. E quindi abbiamo ancora l'ondata di quando avevamo più di 2000 pazienti ricoverati e vedete che io sono quello che sostiene che i morti sono tanti anche se fossero solo uno. Quindi comprendo questa osservazione dell'elevato numero. Vi ricordo, noi eravamo in fase 5A, in qualche provincia anche fase 5B, avevamo 400 pazienti, 401 abbiamo avuto pazienti in rianimazione positivi e ne avevamo un'altra quarantina negativizzati ma sempre in rianimazione. Noi sappiamo che la mortalità ad oggi è prevalentemente in ospedale. In Veneto il 70% dei morti muore in ospedale e quindi vuol dire che ha passato un periodo di cura piuttosto intensiva, piuttosto alto. Sono stati fatti tutti i tentativi, tutte le ipotesi e i protocolli di cura. Sappiamo che andare in rianimazione con le condizioni di malattia da Covid molto avanzata è un quadro con mortalità di una certa importanza, perché come si dice oggi l'unica disponibilità che abbiamo, stanno avanzando i farmaci monoclonali come ipotesi, forse fra 10 giorni ne parleremo, il resto è il vaccino. Poi noi curiamo i sintomi, diamo sostegno alle funzioni vitali, usiamo antinfiammatori sintomatici, ma non abbiamo una terapia specifica per il coronavirus. L'ultimissima cosa, con i ritmi attuali quanto tempo ci mettereste a vaccinare tutto il Veneto? Ma guardate, io non vorrei essere esageratamente ottimista, ma se abbiamo fatto 650.000 vaccinazioni senza piani straordinari, senza allestire centri vaccinali di vario tipo, io credo che quel numero lo possiamo tranquillamente aumentare, forse invece di 650.000 possiamo forse arrivare anche al 1 milione al mese, se noi li avessimo. Quindi per fare 4 milioni ci saranno 4 mesi. Ok. Avendo i vaccini? Avendo i vaccini. Con i vaccini di oggi quanti sono? Con i vaccini di oggi non voglio neanche pensare ai 4 milioni di persone da vaccinare, perché sarebbero 2 anni. 2 anni? Con quello che noi abbiamo in previsione adesso sono 2 anni. Sì. In estate è prevista un'ondata di arrivi di vaccini, ma noi in certezza non ce l'ha nessuno e stiamo aspettando, insomma. Considerate nel frattempo le comunità che hanno vaccinato vanno sul mercato globale Covid free. Grazie. Eccoci, allora siamo nuovamente in studio, è terminata la conferenza stampa del Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia con il Dottor Flor su tutti gli ultimi aggiornamenti per quanto riguarda l'andamento dell'epidemia da coronavirus e la campagna vaccinale. In questa seconda parte della nostra diretta, come ormai consuetudine il mercoledì, abbiamo lo spazio dedicato alla CGIL. Potete naturalmente anche voi telespettatori partecipare con le vostre telefonate
telefonate e le domande. Il numero, adesso la regia ve lo metterà in sovraimpressione, è lo 0422 162 8332. Ecco, lo vedete, annotatevelo perché recentemente è cambiato, quindi con questo numero di telefono potete intervenire e partecipare al dibattito con le vostre domande. Allora presento intanto quelli che sono gli ospiti di oggi. Noi abbiamo Mauro Visentin, segretario generale della CGIL di Treviso. Buongiorno Visentin, grazie per essere con noi. Poi abbiamo Rosita Battain, segretaria generale della FLAI CGIL di Treviso. Buongiorno. E Melissa Roncato, operatrice dell'Inca. Buongiorno. Grazie allora per essere con noi. L'argomento al centro della trasmissione di oggi è quello della disoccupazione per i lavoratori dell'agricoltura. Insomma, un tema particolarmente caldo e di attualità, ma poi io approfitterò anche di avere qui con noi quest'oggi il segretario generale Visentin, perché quella di oggi insomma è una giornata davvero importante per il nostro Paese. C'è stato poco fa il discorso del Presidente del Consiglio Draghi al Senato, che ha posto, insomma, e ha sollevato delle questioni molto importanti per il lavoro, per l'economia e non solo del nostro Paese. Allora noi ora ci fermiamo, adesso do la linea alla regia perché abbiamo qualche istante di pubblicità, subito dopo potremo appunto cominciare ad affrontare questo nuovo tema. Grazie dunque, linea alla regia, pubblicità. A tra poco. Benetton, centro assistenza tecnica per caldaia a gas, condizionatori e termoregolazioni. Dal 1976, al vostro servizio con professionalità e cortesia. Benvenuti al meteo. Alta pressione disturbata da umide correnti occidentali. Tuttavia avremo ben poche conseguenze sul nostro territorio. Vediamo insieme il dettaglio di mercoledì 17 febbraio. Sul Veneto sarà asciutto e stabile, il cielo si presenterà molto nuvoloso come vediamo. Avremo però un'attenuazione di questa nuvolosità nel corso della giornata fino ad un cielo quasi sereno nel pomeriggio. Temperature in ulteriore lieve aumento, più sensibile sulla pianura e sulle prealpi. Minime tra -4 e 2 gradi, massime invece tra i 6 e gli 11 all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove lo scenario sarà lo stesso. Prevale anche qui una certa nuvolosità. Sui rilievi invece non si escludono delle parentesi maggiormente soleggiate. Temperature minime tra lo 0 e i 4 gradi, massime invece sugli 8-10 all'incirca. Uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige. Qui precipitazioni assenti e il sole sarà anche prevalente ovunque, con un cielo che si presenterà al massimo velato. Temperature minime intorno allo 0, massime infine sui 13 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Benetton, centro assistenza tecnica per caldaia a gas, condizionatori e termoregolazioni. Dal 1976, al vostro servizio con professionalità e cortesia.
Eccoci nuovamente in diretta con il nostro telegiornale, con i miei ospiti, appunto Mauro Visentin, segretario generale della CGIL, Rosita Batain e Melissa Roncato della CGIL appunto di Treviso. Visentin, allora dicevamo giornata importante quella di oggi, abbiamo sentito il discorso del Presidente del Consiglio Draghi al Senato, guerra alla pandemia, ambiente, scuola, lavoro, riforme a partire da quelle del fisco. Che impressione ha avuto lei di questo discorso e di quella che sarà insomma la politica che verrà messa in atto da questo nuovo governo, le scelte politiche? Beh, oddio, l'impressione è che siamo sostanzialmente all'ultimo giro di boa, cioè l'ultima occasione per provare a star dentro una griglia di opportunità. Una volta perse queste, ovviamente il Paese è allo sbando. Pertanto da una parte c'è apprensione, dall'altra c'è anche come dire, fiducia e speranza che finalmente la politica si sia messa d'accordo per provare a raggiungere un risultato. Dopodiché del discorso del Presidente incaricato Draghi, a me ha colpito un passaggio fra gli altri, che è quello legato alla parità di genere. Ha posto una questione che è sul tappeto da molto tempo e che in qualche maniera debba essere risolta, penso, fra le prime cose, nel senso di poter trovare delle soluzioni anche attraverso sistemi di welfare, anche attraverso come dire, meccanismi legislativi per effettivamente mettere sullo stesso piano la parità fra il lavoro femminile e il lavoro maschile. Questo credo sia uno dei primi passi che serva per affrontare il futuro in maniera diversa da come l'abbiamo affrontato fino ad oggi. Ecco, quindi insomma questo gap salariale che pone il nostro Paese, no? L'ultimo posto l'ha sottolineato, tra gli ultimi posti insomma in Europa l'ha sottolineato il Presidente Draghi, è un aspetto insomma che bisogna necessariamente superare, se vogliamo anche risolvere tutta un'altra serie di problematiche legate all'occupazione femminile. Pensiamo alla denatalità del nostro Paese, agli effetti che poi questo ha per esempio sul sistema pensionistico e quant'altro, no? Esatto, proprio questo, cioè trovare quelle formule che possano effettivamente liberare, lo dico così in maniera magari forte, liberare le donne da una serie di incombenze che oggi loro e solo loro sono come dire, quelle che si caricano sulle spalle per la maggior parte della società. Adesso non voglio fare di tutt'erba un fascio, ci mancherebbe, però effettivamente noi dobbiamo trovare quelle soluzioni che permettano al nostro Paese di fare un salto in avanti anche sotto l'aspetto della concezione del lavoro e dei tempi di vita e di lavoro, e trovare quelle soluzioni che possono permetterci di ritornare in partita anche attraverso la crescita della natalità, attraverso soprattutto l'allineamento sotto l'aspetto salariale che come dire, ci permette di avere un'altra metà di, come dire, di teste e di persone che partecipano e che possono dare un colpo di pollice per migliorare la situazione futura anche del nostro Paese. Ecco, politiche attive del lavoro fin da subito, ha detto anche il Premier Draghi. Anche questo è un passaggio sicuramente significativo, no? Per quanto riguarda le politiche del lavoro che questo nuovo governo intende mettere in atto. Certo, con la riforma degli ammortizzatori bisogna che si provi a rimettere in moto uno strumento che tanti anni fa funzionava forse in maniera senz'altro meglio di adesso, nonostante il grande lavoro ci sia dentro a questi servizi in questa fase, che è quello appunto di provare a costruire domanda e offerta di lavoro
soprattutto sotto l'aspetto del pubblico, perché abbiamo visto che il pubblico è nelle condizioni di avere una visione ampia, di provare a dare una risposta anche in maniera indiscriminata alla formazione e all'incrocio domanda-offerta, cosa che il privato, proprio per la sua natura, si limita in maniera, come dire, dello stretto necessario a fare, per cui nuove politiche per il reinserimento nei luoghi di lavoro, per la formazione, per la riqualificazione, attraverso anche una riforma della legge sugli ammortizzatori sociali che sia più come dire, aperta a tutti i settori, che sia più omogenea, perché oggi non importa dove hai perso il lavoro, importa come ci ritorni dentro al lavoro. Non importa se esci da una grossa azienda o da un piccolo negozio, importa che ci serve una riqualificazione per rientrare in partita e riprendere come dire, a essere operativi nel tempo più breve possibile. Certo, allora abbiamo già una telefonata di un nostro telespettatore da casa, sentiamo chi ci chiama. Pronto, buongiorno. Buongiorno a lei, Luigi Zoin Padova. Avevo una domanda per il sindacalista Visentin. Prego. Allora, sono 30 anni e passa che nel nostro paese, mentre una volta c'era il caporalato e lo sfruttamento delle persone, e le persone però potevano rientrare, avevano un tetto sopra la loro testa, oggi invece da 30 e passa anni abbiamo la schiavitù nel nostro paese. Volevo sapere cosa fate voi contro la schiavitù, perché sono persone, mi risulta, che lavorano, c'è gente che è in regola, che ha il permesso di soggiorno e lavora. Quindi, essendo lavoratori, voi come GGL, cosa state facendo per questi disperati? Buona giornata. Grazie, grazie. Allora, grazie, ecco, si riferisce naturalmente a quello che è il tema, no, di cui vogliamo parlare quest'oggi, immagino proprio quello dell'agricoltura, no? Ecco, Visentin. Sì, l'agricoltura è non solo, ma l'agricoltura è uno di quei settori dove effettivamente c'è tanto sfruttamento, non soltanto al sud fra i raccoglitori di pomodori a Villa Literno, ma anche al nord fra i raccoglitori di radicchio nella nostra Marca. Questo l'abbiamo visto, scoperto e denunciato. Forse noi siamo uno delle poche realtà che collaborano in maniera quasi continuativa con la magistratura, con le forze dell'ordine, con il prefetto per segnalare situazioni come dire, di sfruttamento, situazioni di caporalato e di schiavitù, come diceva l'ascoltatore. E questa è una questione. La seconda questione è che noi stiamo tentando, non con tanta fortuna con gli ultimi governi, e speriamo con questo governo invece sì, di sfoltire tutta quella miriade di contratti che sono dei contratti capestro, che non sono firmati dal sindacato, che però possono essere applicati perché non c'è ancora una legge sulla rappresentanza in Italia, cosa che noi chiediamo da tempo, in modo tale che ci sia la tutela di questi lavoratori. Allora, noi il nostro, per quanto poco, lo stiamo facendo sia quando incrociamo questi lavoratori, dando assistenza e denunciando le situazioni, dall'altra parte nei tavoli tentando di fare una contrattazione che sia una contrattazione dignitosa. È ovvio che se non c'è la politica dall'altra parte che è attenta a queste necessità, o se non c'è l'imprenditore dall'altra parte che non è attento a chi gli entra nel proprio luogo di lavoro o come viene trattato, perché magari dà in appalto la raccolta piuttosto che la costruzione, eccetera, andiamo molto male. Ci deve essere, secondo noi, secondo me, una capacità di indignazione anche del cittadino comune, perché quando va a comprare il pomodoro al supermercato, se lo trova a 4 centesimi, si deve fare una domanda se effettivamente quel pomodoro è stato raccolto da persone che vengono trattate da persone o vengono trattate da schiavi.
Certo, sicuramente questo è un elemento insomma, di riflessione, uno spunto di riflessione molto importante. Per quanto riguarda questa misura di sostegno, diciamo, questa indennità, no, che è la disoccupazione agricola, a chi spetta? Di che cosa si tratta? Rosita Batain. Sì, si tratta di un'indennità che spetta a tutti i lavoratori agricoli a tempo determinato, quindi i cosiddetti stagionali o avventizi, che abbiano nel biennio 2019-2020 almeno 102 giornate di lavoro agricolo in regola, naturalmente, visto che stavamo anche parlando di questo. È un'indennità molto importante che va a coprire le stesse giornate lavorate pari in modo retributivo, ma soprattutto che copre anche i contributi che poi saranno utili per il conteggio pensionistico. Quindi ha una doppia valenza, una doppia importanza, e parliamo di una platea in questo momento nella nostra provincia di Treviso, per esempio, di 13.500 lavoratori. Detto che noi ne copriamo circa una platea di 3.500, voi capite che tutto il resto, faceva bene il signore che ha chiamato prima a parlare di illegalità, di lavoro nero e di lavoro comunque che è difficile anche da raggiungere. Noi proviamo anche attraverso questo momento a raggiungere tutti quelli che non sanno ancora di dover di aver diritto a fare questa domanda. Ecco, questo è molto importante, no? Perché spesso magari le persone non sono nemmeno consapevoli di quelli che sono i diritti e le opportunità, insomma, che possono avere in questo momento. Allora noi abbiamo anche una telefonata in linea di un telespettatore. Sentiamo allora facciamo così, sentiamo la domanda, poi pubblicità e dopo rispondiamo, perché chiamano anche la pubblicità dalla regia. Pronto, buongiorno. Pronto? Sì, buongiorno, prego. Buongiorno, Michele da Conegliano. Sì. Ascolti, io ho lavorato 8 anni e mezzo in agricoltura, però il problema più grande era che ci mettevano in conto 4 ore e mezza al giorno e lavoravamo 8 ore senza tredicesima, senza la malattia, e ogni anno dovevo fare la disoccupazione. Io sono andato in pensione per fortuna, però mi sono trovato, è stato fortunato che ho lavorato 32 anni in fabbrica, se no prenderei 300 euro al mese. Questa è una vergogna, ma grande, ma grande. Buongiorno. Ecco, grazie allora per questa sua testimonianza. Noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, rimanete con noi. Eccoci, siamo nuovamente in diretta. Vi ricordo che anche voi telespettatori potete intervenire sull'argomento che stiamo appunto affrontando ora, che è quello della disoccupazione per i lavoratori dell'agricoltura. Il numero di telefono lo vedete in sovraimpressione. Allora abbiamo sentito la testimonianza di questo telespettatore che ci ha chiamato sulle grandi difficoltà che ci sono per alcuni lavoratori appunto dell'agricoltura. Abbiamo visto che cos'è insomma questa disoccupazione agricola e quando spetta e quanto. Melissa Roncato vuole spiegarci un po'. Allora, giustamente la disoccupazione agricola è una prestazione a sostegno del reddito che viene erogata in un'unica soluzione agli operai agricoli che nel corso del 2020 hanno cessato il loro rapporto di lavoro per licenziamento, una scadenza naturale del contratto oppure una dimissione giusta causa. I destinatari appunto sono gli operai agricoli a tempo determinato o a tempo indeterminato che hanno iniziato e cessato l'attività durante l'anno e quindi hanno questo buco contributivo, diciamo. I requisiti, giustamente, si rischi dagli elenchi degli agricoli, avere le 102 giornate nel biennio di riferimento, che quest'anno sono il 2019 e il 2020, ed avere almeno una giornata contributiva nell'anno di competenza.
L'indennità, come dicevo, viene corrisposta in un'unica soluzione e per un numero di giornate pari a quelle lavorate nel 2020 fino a un massimo di 180. Quanto viene erogato? Diciamo che dipende, distinguiamo gli operai a tempo indeterminato e quelli a tempo determinato. Gli operai a tempo determinato avranno una percentuale del 40% della retribuzione, mentre gli operai a tempo indeterminato avranno la percentuale del 30%. Ecco, in un'unica soluzione, quindi diciamo non è come la tradizionale indennità, no? di disoccupazione, che ha una cadenza mensile. Allora abbiamo un'altra telefonata. Pronto, buongiorno? Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno, chi parla? Buongiorno, parla Luca Gabriele da Venezia. Sì, prego. Buongiorno. No, io so che parla dell'agricoltura, ho capito questo, però sì. Volevo sapere un'altra cosa. Io sono marittimo e ho lavorato e lavoro col turismo alla fine. Noi siamo gli unici che non abbiamo ricevuto niente di niente, proprio zero assoluto. Volevo solo sapere una cosa. Io, grazie a Dio, finisco la NASPI fra un mese, perché ho lavorato a tempo determinato per tanti anni e quindi ho avuto i 2 anni di NASPI. I miei colleghi non hanno ricevuto niente perché l'hanno finita. Adesso se me finisce la NASPI, punto, cioè muoio di fame. Ecco, allora chi vuole rispondere a questo? È lo stesso, ma anche la DGL, quello che vuole. Certo, chiedevo a loro, grazie. Allora intanto un altro settore naturalmente che si trova in grandissima, enorme difficoltà, quello del turismo, purtroppo a seguito della situazione di emergenza sanitaria che stiamo vivendo ormai da un anno. Che cosa può fare questo lavoratore? Rosita, voleva rispondere lei? Quali altre misure potrebbero esserci? Ma io consiglio a questo lavoratore di rivolgersi a una delle nostre sedi e fare il punto sulla sua situazione specifica, perché detta così sinceramente abbiamo pochi elementi per potergli dare un consiglio ad hoc sulla sua situazione specifica. Ci sono stati tanti bonus erogati nel 2020 e so che erano stati destinati anche al settore del turismo, oltre che al nostro di settore, i famosi bonus prima di 500 e poi di 600 euro per i lavoratori a tempo determinato. Ovviamente dovevano avere alcune caratteristiche, cioè vale a dire per il nostro settore, che è quello che conosco, una quantità di giornate pari a 40 almeno nel 2019 lavorate. Del settore turistico, devo dire la verità, conviene appunto che lui chiami in una delle nostre sedi e sicuramente troverà una risposta per la sua situazione. Certo, allora Visentin, sicuramente sono telefonate, anche quella del telespettatore che aveva chiamato prima, non per fare una domanda ma per porre la propria testimonianza, che pongono l'accento su un tema e un settore dello specifico, quello dell'agricoltura, che effettivamente si trova a vivere una situazione difficile, peraltro aggravata insomma dall'emergenza pandemica, perché magari sembra che l'agricoltura non abbia nulla a che fare con quanto stiamo vivendo sul fronte della crisi economica. In realtà anche le stesse associazioni di categoria lamentano delle importanti perdite di fatturato, degli importanti cali di fatturato legati a tutto il settore della ristorazione, per esempio, legati agli agriturismi e quant'altro, no? Beh sì, è indubbio che questa situazione di crisi dovuta dalla pandemia abbia penalizzato non in parti uguali, fortunatamente, tutti i settori. Il settore dell'agricoltura è un settore che per
per grossa parte, soprattutto alcune realtà, sono legate al settore della ristorazione, al settore del turismo, come dire anche quello legato ad esempio degli agriturismi eccetera, e pertanto senz'altro è un settore che ha avuto e che sta avendo ancora oggi delle grosse difficoltà. Le questioni che poneva il lavoratore prima, chiaramente, o l'ex lavoratore perché è riuscito ad andare in pensione, fortunato lui, è appunto una questione legata al fatto che ancora in questi settori c'è poca verifica, c'è poco controllo, c'è poca vigilanza, e rispetto a una situazione che non viene curata, che non viene vigilata, che non viene tenuta sotto controllo, se i lavoratori che subiscono come dire, delle ingiustizie, perché di fatto è un'ingiustizia non percepire tutta la busta paga, non percepire tutto l'orario di lavoro fatto ogni giorno, percepirne solo metà, o non ricevere la 13ª, o non avere la malattia. Sono delle ingiustizie, sono delle cose che sono fuori dalla norma e fuori dalle regole. Ora, rispetto a questo o c'è, dicevo, un controllo serrato, o deve esserci il lavoratore che viene a dire come stanno le cose, e dopo noi in qualche maniera proviamo a capire e ad intervenire. Perché guardate, anche un settore così, che è destrutturato, dopo non riesce, quando ci sono situazioni di difficoltà, ad avere gli strumenti per restare in piedi. Perché se giochiamo sempre e se si gioca sempre il risparmio, a pagare il meno possibile, a non strutturare il sistema perché ha dei costi, alla fine, quando ci sono situazioni come questa di fermata eccetera, ci ritroviamo di fronte a un settore debole che paga fino in fondo tutto il risultato della sua debolezza. Certo, sicuramente. Allora, direi Scusa, sì, vorrei aggiungere però, vista la telefonata, sulla questione della malattia. Attenzione, perché molti lavoratori del nostro settore non lo sanno, e forse approfitto proprio di questo momento per dirlo. Nel nostro settore la malattia viene pagata dopo il 4º giorno di certificato medico, la dico così. Quindi a tutti i lavoratori del settore, sappiate che se il vostro certificato medico è inferiore alle 4 giornate, purtroppo per un sistema diciamo anche contrattuale e bilaterale che abbiamo nel nostro settore, non vi sarà riconosciuto alcun tipo di pagamento. Ma se il certificato medico invece è di almeno 4 giornate, allora da quel momento in poi interverrà l'INPS con un pagamento diretto per i tempi determinati oppure per i tempi indeterminati direttamente in busta paga, ma poi il 100% si può recuperare attraverso una domanda fatta al fondo bilaterale, la dico così, del settore agricolo, che paga poi l'intera prestazione. Saperlo porta, diciamo, quel beneficio economico che vediamo andar perso per la maggior parte dei casi dei lavoratori che incontriamo noi, che appunto non conoscono questa particolarità che è solo del nostro settore. Quindi si può recuperare facendo questa domanda, diciamo, all'ente bilaterale. Quindi in questo caso il lavoratore come fa? Si rivolgerà a voi, diciamo, per poter avere un supporto nel presentare questa domanda? Certo, può rivolgersi a noi, daremo indicazioni di quali carte servono e la domanda poi insomma la gestiamo noi. Certo, anche questo è un aspetto molto importante, perché tante volte è proprio il non conoscere, l'ignoranza insomma di queste normative particolari che magari impedisce di poter usufruire di integrazioni che sono molto importanti per questi lavoratori. Allora abbiamo una telefonata, poi andiamo anche in pubblicità, sentiamo chi è al telefono. Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, chi parla?
Moreno da Giavera. Buongiorno, prego. Niente, volevo chiederle, io ho lavorato fino al 2019 in un'azienda agricola con contratto a termine, però fino adesso non ho ricevuto nessuna indennità. Ho fatto domanda di Cassa Agricola, però non mi è arrivato niente e fino adesso non ho nessun contributo. Ho lavorato in un'azienda del legno fino al 2014 e dopo mi sono attestato a trovare qualsiasi tipo di lavoro. Ecco, allora... E volevo sapere se ho diritto di qualcosa, se c'è qualche ammortizzatore, diciamo. Certo, allora volevate chiedere, vi serviva qualche ulteriore informazione dal signor Moreno per potergli rispondere dopo la pubblicità? Nel 2020 ha lavorato... Come, scusi? Nel 2020 ha lavorato Moreno? Sì, con 2 aziende agricole che ho fatto come lavoro della vendemmia, diciamo. Perfetto. In regola, con 2 mesi, 1 mese e mezzo tra una e l'altra. E allora Moreno può contattarci tranquillamente e fare la domanda di cui stiamo parlando oggi, quindi la domanda di disoccupazione. Allora un attimino solo, noi andiamo in pubblicità così dopo spieghiamo bene al signor Moreno che cosa deve fare. Allora pubblicità, linea alla regia. A tra poco. Grazie. Eccoci nuovamente in studio, in diretta con quest'ultima parte del nostro telegiornale. Stiamo parlando della disoccupazione per i lavoratori in agricoltura. Allora la telefonata appunto che abbiamo sentito prima della pubblicità del signor Moreno è proprio uno dei casi dei quali appunto stavamo parlando, che hanno quindi diritto a chiedere questo ammortizzatore. Melissa Roncato, esattamente che cosa quindi deve fare questo signore? Con che documentazione deve produrre? Allora, prima di tutto si può lasciare il nominativo presso il nominativo, così possiamo ricontattarlo. I documenti necessari per richiedere la disoccupazione agricola sono ovviamente carta d'identità e il codice fiscale, i documenti di riconoscimento. L'IBAN su cui accreditare poi la disoccupazione, che deve essere intestato alla persona che fa la domanda o quantomeno cointestato, mi raccomando. Una cosa importante, contestualmente alla disoccupazione agricola possiamo chiedere anche gli assegni al nucleo familiare. Le regole che seguiamo sono le medesime regole per gli assegni ai lavoratori dipendenti. Può presentarsi quindi con le dichiarazioni dei redditi relative ai redditi 18 e 19, codice fiscale della famiglia e possiamo inoltrare poi la domanda. Cosa molto importante, la disoccupazione agricola ha un periodo prestabilito per poter inviare le domande, che sono 1 gennaio 31 marzo 2021. Non funziona come la NASPI che perdiamo il lavoro e facciamo la domanda. Qui c'è un periodo prestabilito per chiederla, poi le domande verranno lavorate dall'INPS successivamente. Ecco, quindi insomma è importante che venga presentata prima della fine di marzo questa domanda, giusto? Esattamente, entro il 31 marzo, altrimenti si perde il diritto alla prestazione. L'anno scorso ovviamente per problemi correlati al Covid abbiamo avuto una proroga di qualche mese per poter inviare le domande. Comunque al momento questa proroga non c'è, per cui mi raccomando, è molto importante che le persone sappiano, coloro che si trovano appunto in questa situazione lavorativa, di dover presentare la domanda entro la fine di marzo. Dicevamo della contribuzione anche, no? Della contribuzione figurativa, quindi questo tipo di indennità vale anche ai fini pensionistici. Sì, come contribuzione figurativa vale, quindi utile al raggiungimento del requisito. Importante, per gli operai agricoli a tempo determinato che abbiano almeno 101 giornate di lavoro, hanno diritto a quello che viene chiamato il trattamento speciale agricolo per un massimo di 90 giorni. Questi invece sono contributi effettivi. Quindi non ho capito bene cosa sarebbe questo trattamento speciale agricolo?
sono dei giorni che vengono dati anziché come contributi figurativi, come contributi effettivi. Quindi diciamo valgono di più, tra virgolette, no? rispetto a quelli figurativi. Quelli figurativi magari sono utili per il raggiungimento del requisito nelle pensioni di vecchiaia, mentre i contributi effettivi invece valgono anche per le pensioni che conosciamo noi oggi. Certo. Visentina, allora ne accennava lei all'inizio, no? La CGIL ha fatto una battaglia insomma anche molto forte proprio sui diritti dei lavoratori agricoli e sulle situazioni diverse che si sono venute a riscontrare, con delle denunce anche molto forti negli anni passati. Attualmente diciamo la situazione in provincia di Treviso, nel dettaglio insomma, che è quella che voi state seguendo, com'è nell'agricoltura? Si è mosso qualcosa? È migliorato rispetto al passato o c'è ancora una situazione diciamo di illegalità come quella che voi denunciavate negli anni scorsi? Dopo Rosita ha il polso più preciso del sottoscritto, perché lei segue esclusivamente quel settore per cui magari è capace di entrare anche nel merito più profondamente di alcune questioni. È un settore che, come tutti i settori che sono frammentati, dove i lavoratori non entrano per un cancello di una fabbrica e pertanto sono tutti quanti là, ma si spostano di zona in zona, di campo in campo, di lavoro in lavoro, o come quelli delle pulizie di cantiere in cantiere o come quelli dell'edilizia di altro cantiere e altro cantiere, è difficile da tenere sotto, come dire, sotto osservazione, per cui ci devono essere delle, delle situazioni di controllo incrociato molto più stringenti di quelle che noi siamo abituati a pensare. È una situazione che è in continua evoluzione. È di pochi giorni fa che gli ispettori hanno trovato in 2 aziende diverse 14 persone non in regola che stavano lavorando dentro a dei vigneti, e anche là come dire, ci deve essere una sorta di attenzione anche dai proprietari dei fondi, i proprietari dei vigneti, i proprietari dei campi eccetera, perché è ovvio che quando si mettono in casa qualcuno devono avere la sicurezza che queste aziende siano aziende come dire, serie, corrette e che applicano la legge e i contratti al millimetro. Dico questo perché ad esempio in edilizia c'è una sorta di responsabilità in solido, cosa che noi vorremmo far passare in tutti i luoghi di lavoro dove c'è una cessione come dire, di appalto ad altre aziende che entrano a lavorare. Perché è ovvio che se io pago l'azienda che mi viene a fare il lavoro e questa azienda non paga i lavoratori, io devo accertarmi invece che questa azienda sia seria, sia corretta, e la pago nel momento in cui, come dire, ha già fatto il suo lavoro nei confronti dei propri dipendenti, ha già corrisposto contributi, ha già corrisposto le buste paga, eccetera, eccetera. È una legge molto semplice che esiste per l'edilizia e dovrebbe essere esportata anche in altre realtà lavorative, in modo tale da mettere in condizioni, come dire, chi si porta in casa determinate come dire, ditte che lavorano, di essere tranquillo, perché è tranquillo che i lavoratori che sono inquadrati con quella ditta sono lavoratori in regola e sono coperti sotto tutti gli aspetti, anche quello assicurativo, non ultimo quello sulla sicurezza, perché anche qua tante volte succede che ci sono gli infortuni e si nascondono proprio perché il lavoratore non è in regola, o si corre a metterlo in regola immediatamente perché si è fatto male. Ecco, questa è una cosa che nel 2021 non dovremmo proprio più sentire, e purtroppo invece continua ancora in maniera, come dire, ogni tanto a fiorare questa situazione con queste realtà.
Certo, sicuramente. Allora abbiamo un'altra telefonata, sentiamo chi ci chiama. Pronto, buongiorno, chi parla? Pronto, buongiorno, sono la signora Ferraro da San Polo di Piave. Buongiorno signora, prego. Cioè io vorrei chiedere un'informazione per quanto riguarda gli assegni familiari. Noi abbiamo fatto l'anno scorso la richiesta per gli assegni familiari, che sono 4 anni che non prendiamo assegni familiari. E quindi abbiamo fatto il ricorso, abbiamo fatto la domanda. L'altra volta sono stata dal sindacalista e mi ha detto no, ci vogliono altri 4 o 5 mesi. Dico ma scusa, ma se dall'anno scorso sono 4 anni che non prendiamo assegni familiari dai ragazzi, io non so come fare. Ecco, volevate chiedere qualcosa prima di rispondere, perché poi fra 30 secondi abbiamo la pubblicità. No, volevo chiedere solo questo, come comportarmi. Sì, no, non lei, le nostre esperte della CGIL, per capire che risposta darle. Io volevo solo accertarmi, lavoratrice agricola o lavoratrice dell'industria? Ecco, lavoratrice agricola, signora, o dell'industria o di altro settore? No, abbiamo una piccola azienda con mio marito, agricola. Una piccola azienda agricola? Sì. Ok, allora restate con noi perché ora diamo la linea per la pubblicità, subito dopo rispondiamo alla signora. Tra poco. Eccoci allora nuovamente in diretta, la disoccupazione per i lavoratori dell'agricoltura, il tema che stiamo affrontando con la CGIL. Per intervenire come sempre il numero lo vedete in sovraimpressione, 0422 16 28332. Allora Melissa Roncato, cosa possiamo rispondere a questa signora che ha telefonato prima della pubblicità per quanto riguarda gli assegni familiari? Allora, così è un po' difficile capire qual è il problema che si è riscontrato in questa domanda. Direi alla signora, chiederei di lasciare il nominativo, che facciamo un controllo, verifica nel sito dell'INPS e poi la ricontattiamo e cerchiamo di capire con l'INPS qual è la problematica relativa alle sue domande. Ok. Io posso aggiungere, direi che è molto probabile che il fatto che sia stata sospesa o bocciata la domanda possa dipendere dal tipo di reddito del nucleo familiare, perché come diceva la signora, se non ho capito male, hanno una piccola azienda agricola. Ecco, e quindi quel tipo di, come dire, di reddito bisogna attenzionarlo un po' più con attenzione e fare, come dire, una ricerca un po' più specifica. Noi normalmente insomma gestiamo le domande soprattutto per i lavoratori dipendenti. Il settore invece appunto specifico per gli imprenditori in qualche maniera può darsi che segua regole diverse. Quindi ci lasci pure il suo recapito, magari facciamo un controllo, ma credo che sia legato a quello. Io però se posso proverei a dare un messaggio a tutti quelli che ci ascoltano un po' sull'intervento di prima, no? Del signore che diceva che era un marittimo e che lavorava nel settore turistico ma marittimo. Ecco, io tenderei a specificare che i lavoratori del nostro settore e che hanno diritto alla disoccupazione agricola sono davvero tanti e vi faccio qualche esempio. Non sono solo i lavoratori che raccolgono frutta, verdura, oppure che lavorano nei campi, oppure che potano i vigneti, eccetera, ma sono anche tutti quei lavoratori che per esempio lavorano nelle fungaie in provincia di Treviso, ma in tutto il nostro territorio veneto ci sono parecchie fungaie. Quei lavoratori sono proprio lavoratori del nostro settore, oppure tutti quelli che lavorano negli allevamenti, siano essi aviconicoli, bovini, suini, caprini, ma anche gli allevamenti e le acquecolture. Per esempio nella provincia di Treviso ci sono parecchi allevamenti di trote, carpe o altre specie ittiche. Ecco, anche questi lavoratori
fanno parte del nostro grande settore primario e hanno diritto di fare la domanda in questione. Altri lavoratori, per esempio, sono i lavoratori degli agriturismi, quelli che nominavamo prima. In provincia di Treviso ci sono circa 300 aziende agrituristiche e queste fanno parte del nostro mondo, quindi tutti i lavoratori che sono a contratto, lavoratori a tempo determinato, a chiamata, o che lavorano come dipendenti per gli agriturismi, ci contattino e verifichino, insomma, di essere come dire, lavoratori che hanno diritto a fare questa domanda. Quindi a prescindere anche dalla mansione, diciamo, che svolgono all'interno dell'agriturismo? Certo. Ecco, anche questo sicuramente è un aspetto molto importante e forse poco conosciuto, no? Da parte di tanti lavoratori di questo settore. È per questo che noi tentiamo di fare divulgazione insomma, il più possibile, perché ci rendiamo conto che davvero manca una fetta molto grande di lavoratori che molto probabilmente non si sentono inclusi in questo ragionamento, invece lo sono assolutamente. Insomma, ripeto, non sono solo i lavoratori che normalmente raccolgono o fanno le lavorazioni stagionali, ma sono appunto anche tutti quei lavoratori che lavorano in ambienti chiusi, appunto come le fungaie, come gli allevamenti, insomma quelli che abbiamo appena nominato. Certo, allora volevo chiederle, anche ricollegandoci a quanto stavamo dicendo prima con Mauro Visentin, la situazione ora che voi vedete nella provincia di Treviso in questo settore, com'è e com'è cambiata, insomma, nell'ultimo periodo? Beh, la situazione che noi vediamo da qui è una situazione complessa, stratificata. Io con gli altri 4 funzionari della nostra squadra e tutti i nostri collaboratori sparsi nel territorio ci rendiamo conto, parlando con i lavoratori, che la situazione in agricoltura è ancora, come dire, molto, molto da mettere a posto, la dico così. Ci sono moltissime situazioni come quella che descriveva prima l'ascoltatore, no? Che diceva 4 ore me le pagano e 4 ore invece in qualche maniera seguono percorsi diversi. Questo probabilmente dipende dal fatto che il nostro territorio negli ultimi 20 anni si è davvero trasformato molto. C'è stata come dire, una politica di coltivazione diversa dagli anni precedenti. Ci sono anche prodotti che hanno in qualche modo dato molta ricchezza nel nostro territorio, per esempio il prosecco, e che hanno attirato anche forse forme di lavoro e formulazioni, diciamo, di prestazione non sempre all'interno di tutte le regole, dei canoni, dei contratti, eccetera. E quindi la situazione che vediamo noi, ripeto, è abbastanza, come dire, da mettere a posto, la dico così, da controllare, da vigilare, però insomma noi siamo pronti a farlo, siamo pronti a dare una mano a tutti i lavoratori che incrociamo e che ci mettono in evidenza questo tipo di situazione. Certo, allora Visentin, abbiamo ancora 2 minuti, voleva concludere un po' il discorso su questo settore dell'agricoltura, settore primario così importante, no, per il nostro tessuto economico e sociale anche della nostra zona, ma molto spesso anche sottovalutato. Sì, senz'altro sottovalutato, perché credo che il patrimonio socioculturale che rappresenta un settore, quello primario del nostro territorio, è
formidabile e importante, perché come dire, adesso si possono legare tantissime altre questioni, dalla cultura al turismo a tutta una serie di altre realtà. È un settore che, stavo guardando alcuni dati che sono presenti sul sito di Veneto Lavoro, che nella nostra provincia rispetto ad altre realtà è ancora, come dire, abbastanza protetto, nel senso che ha perso, dico così, soltanto, ma fra virgolette soltanto, perché comunque sono tanti, ha perso circa 2000 lavoratori nel saldo tra i nuovi assunti e i cessati fra il 2019 e il 2020, con un decremento del 12,5%, mentre altre realtà hanno avuto dei cali molto più vistosi. Però è un settore dal quale si può ripartire, si può sviluppare se siamo nelle condizioni, e ripeto, e lo ripeterò fino alla nausea se serve, perché manca la politica su questa parte, su questa partita, se siamo nelle condizioni, uno, di salvaguardare il nostro territorio, di valorizzarlo, di preservarlo dal degrado e soprattutto di provare a omogeneizzare gli interventi senza sfruttare al massimo il nostro territorio. Questo credo sia una delle modalità per creare un buon lavoro, sia sotto l'aspetto del tipo di lavoro, perché è un lavoro che può anche dare benessere, e sotto l'aspetto della qualità proprio del lavoro vero e proprio che si mette a disposizione. Io credo che pensare all'agricoltura, a un'agricoltura seria, a un'agricoltura corretta, un'agricoltura che salvaguarda i diritti di chi ci lavora dentro, possa essere anche la prospettiva di sviluppo dei prossimi anni, anche in sinergia e in linea con quanto prevede e ci dice l'Europa. Certo. Allora il tempo a nostra disposizione è terminato. Io vi ringrazio per essere stati con noi, grazie a Mauro Visentin, segretario generale della CGIL di Treviso, grazie a Rosita Battain, Fly CGIL, e a Melissa Roncato dell'Inca di Treviso. Grazie allora per essere stati con noi, grazie naturalmente a voi telespettatori per averci seguito. A tutti un buon pomeriggio, arrivederci.